Direi che possiamo dare inizio a questo incontro offerto dalla presentazione del rapporto annuale di Nessuno Tocchi Caino 2014 sulla pena di morte. A nome del Centro di Ateneo per i diritti umani ho il piacere di portare un cordiale benvenuto agli illustri relatori e a tutti i partecipanti, in particolare gli studenti dei nostri corsi di laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani e in Human Rights e Multilevel Governance. Il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova è attivo nel campo della ricerca e della formazione ai diritti umani fin dal 1982 e devo dire ci siamo più volte in questo percorso incrociati con il Partito Radicale e poi con l'associazione Nessuno Tocchi Caino e questo avviene all'inizio degli anni 90. Mi pare che Nessuno Tocchi Caino nasca nel 1993, se non sbaglio, e avemmo modo di accogliere qui all'Università, al Centro Diritti Umani, l'anno prima, un pezzo di gruppo dirigente del Partito Radicale insieme al professor Papisca per discutere del partito transnazionale, transpartitico, che poi prese corpo, venne creato. E in quella giornata seminariale il suggerimento che il professor Papisca diede fu quello di investire sulla effettività del diritto internazionale dei diritti umani. Nel 1993 abbiamo la conferenza di Vienna sui diritti umani, la conferenza mondiale. 1993 è anche l'anno di istituzione del Tribunale Penale ad hoc per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia. Il Centro Diritti Umani, attraverso il professor Papisca, farà parte di quel gruppo di lavoro del Ministero per elaborare la proposta italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e anche in quell'occasione fu Emma Bonino a coinvolgere il professore. Quindi qualche anno dopo la collaborazione continuò anche nella messa in opera dello European Master Degree in Human Rights and Democratization, un'iniziativa allora promossa da 10 università europee, oggi gestita da 41 università europee, e anche in quello, siamo nel 1997, anche in quell'occasione ci fu un incontro tra noi, tra il Centro Diritti Umani e alcuni esponenti allora parlamentari europei del Partito Radicale che ci diedero una grossa mano anche a far finanziare dalle istituzioni europee questo percorso di formazione. Dunque, una battuta sul tema: l'abolizione della pena di morte entra nel diritto internazionale dei diritti umani a livello universale con il protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, e siamo nel 1991. Nel 1990, un anno prima, l'Organizzazione degli Stati Americani adotta il protocollo facoltativo per l'abolizione della pena di morte alla Convenzione Interamericana sui diritti umani. Poi abbiamo i due protocolli della CEDU, della Convenzione Europea dei Diritti Umani, il numero 6 e il numero 13. Il numero 13 è del 2002. E quindi diciamo che il diritto internazionale dei diritti umani dall'inizio degli anni 90 si fa carico di affrontare il tema dell'abolizione della pena di morte. Ed è a metà degli anni 90 che ha inizio la campagna di Nessuno Tocchi Caino per una moratoria sulle esecuzioni delle pene capitali.
e devo dire, andando a ricostruire rapidamente quello che avvenne in quegli anni, diciamo che fu una battaglia molto coraggiosa, perché all'inizio gli stessi Paesi membri dell'Unione Europea erano contrari, no? A che si portasse in Assemblea Generale delle Nazioni Unite un draft di risoluzione per appunto non abolire la pena di morte, ma per avviare una moratoria, che è cosa diversa, sulle esecuzioni capitali. E l'organo delle Nazioni Unite che si fece carico di recepire, no, la proposta avanzata da Nessuno Tocchi Caino fu la Commissione diritti umani. La Commissione diritti umani delle Nazioni Unite dal 1997 al 2005 ogni anno ha adottato una risoluzione, quindi per 9 anni di seguito la Commissione adotta una risoluzione in questo senso. E poi la Commissione nel 2006 viene trasformata in Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite e nel 97, se non sbaglio, nel 99 la risoluzione fu presentata in Assemblea Generale, no? E lì lo ricordo, ci fu un grande lavoro dell'ambasciatore Fulci. L'ambasciatore Fulci è stato un grande ambasciatore, lasciatemelo dire, lasciatemelo ricordare, era venuto qui nel 95 in occasione del 50° anniversario delle Nazioni Unite e lui era riuscito a convincere un numero significativo di paesi alle Nazioni Unite a New York a sostegno di questo progetto di risoluzione. Poi quell'anno ricevette una telefonata, no? Che la ricevette lui come gli altri ambasciatori dell'Unione Europea e l'Unione Europea dovette ritirare in sostanza questa proposta di risoluzione. E la campagna poi è andata avanti, il Parlamento italiano si è impegnato attivamente, insomma, fino al 2007, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite finalmente approva questa risoluzione che poi viene riapprovata ogni anno, l'ultima è del 2014. E giusto per darvi un dato, nel 2007 abbiamo avuto 104 a favore, 54 contrari, 29 astensioni. Nel 2014, nel dicembre dell'anno scorso, 117 a favore, quindi c'è stato un aumento significativo, 37 contrari, quindi diminuiscono, restano le 34 astensioni. Bene, oggi abbiamo l'occasione con i nostri illustri relatori di presentare il rapporto 2014 e anche di svolgere una riflessione sul tema dell'ergastolo. Quindi vi ringrazio per essere qui con noi oggi e do la parola al nostro assessore Flavio Rodeghiero per un saluto. A lei la parola, assessore. Prova. Buongiorno a tutti, porto volentieri i saluti dell'amministrazione e i miei personali, dall'assessorato alla cultura. Ricordo quando sono arrivato in Parlamento nel 94, l'associazione Nessuno Tocchi Caino era nata da poco e come mi sono iscritto subito e ho sostenuto le vostre attività, come ricorderà Elisabetta Zamparutti, iscrivendomi anche un anno al Partito Radicale, nonostante non fosse previsto dalle disposizioni del mio partito, ritenendolo uno strumento per poter appoggiare anche finanziariamente, perché senza mezzi finanziari è difficile anche essere operativi dal punto di vista della presenza e delle attività di sensibilizzazione come state facendo oggi nel presentare questa relazione. Devo dire, a livello personale ho sempre trovato un fondamento nella sensibilità che ritrovo alle radici del cristianesimo
il primo concilio di Gerusalemme del 55 d.C., la diatriba tra Pietro e Giacomo da una parte e Paolo dall'altra, sulle disposizioni rispetto alle quali i pagani dovevano aderire per poter diventare cristiani. Tra le tre disposizioni c'è proprio una che dice astenersi dal sangue, che poi sappiamo, i testimoni di Geova interpretano in maniera letterale al modo che conosciamo, ma in verità, e che poi è la disposizione che sta nell'ebraismo, nel trattamento kosher dei cibi, è il rispetto del sangue come sede della vita, perché la vita è di Dio e quindi l'uomo non si deve permettere, perché non è sua, di intervenire nel condizionare la vita, tanto meno degli animali, quindi tanto meno così degli animali, tanto meno degli uomini, a dire ecco l'attenzione e la lettura del creato con quel senso di gratuità e di dono che ci porta al rispetto anche nelle situazioni più assolute. Poi una linea che certamente anche la Chiesa nel tempo, fattasi istituzione, non ha sempre seguito. Sappiamo che la pena di morte è rimasta negli ordinamenti dello Stato Pontificio fino a non molti decenni fa, ma che poi Giovanni XXIII ha così chiarito nella affermazione di distinguere sempre il peccato dal peccatore. E quindi il cammino delle istituzioni da questo punto di vista, le riflessioni di chi intellettuale ha saputo, pensiamo dei delitti e delle pene, alle opere, insomma, che hanno contribuito a far crescere la cultura, cammina anche le istituzioni attraverso la capacità di singoli, di associazioni, di centri di cultura e di formazione a fare crescere questa sensibilità, che poi diventa effettiva negli ordinamenti, perché al di là delle risoluzioni, io sono stato dal 1994 al 2001 proprio nella Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa e l'eliminazione della pena di morte dagli ordinamenti era uno degli aspetti fondamentali di verifica e della democraticità degli ordinamenti per poi quell'anticamera che il Consiglio d'Europa ha costituito per l'ingresso effettivo negli organismi europei che conosciamo e che oggi definiamo Unione Europea. E quindi questa effettività del diritto internazionale dei diritti umani, se cammina attraverso queste risoluzioni, cammina ancora di più, perché poi le istituzioni sono fatte da uomini e quindi da volontà di trasformare le istituzioni in valore in cui si crede attraverso la diffusione di questi strumenti di conoscenza di cosa accade nel mondo e quindi di educazione al rispetto fondamentale della vita. Ecco, quindi grazie per questa vostra attività. E grazie alle attività del Centro di Ateneo per i diritti umani che a livello padovano è un'eccellenza della nostra università da questo punto di vista, con il professor Papisca che ha dedicato la sua vita insieme al professor Mascia a questa attività di promozione. Perché, ripeto, le istituzioni, comprese anche quelle amministrative in quel poco che possono fare, ma soprattutto quelle legislative, quelle internazionali, camminano quanto queste realtà riescono a sensibilizzare, a far crescere sensibilità. E quindi tanto più, ricordo quando appunto è stata promossa anche l'attività di orientamento transnazionale di questi temi, quanto sia importante farli crescere, camminare, soprattutto come state facendo anche in alcune realtà magari più distanti dal punto di vista dello sviluppo sociale e culturale, penso al continente africano, altre realtà. Però ecco, questo può avvenire perché siamo consci di questo e diamo supporto e forza alla vostra attività, al vostro impegno. Quindi nel rinnovare il grazie e la disponibilità come assessorato alla cultura a far crescere una cultura del rispetto per la vita, vi auguro una buona giornata di lavoro. Diamo ora la parola a Maria Grazia Lucchiari di Nessuno Tocchi Caino di Padova, che è la, che è la promotrice, no, di questa iniziativa, e noi le siamo grati per averla promossa e per aver coinvolto il centro nell'organizzazione di questo evento. Grazie professore Marco Mascia, grazie dell'ospitalità e grazie della collaborazione che insomma è data lunga, no? Come diceva anche lei prima, e ringrazio anche l'assessore Flavio Rodeghiero. Spero che il Comune di Padova torni ad essere
socio, sostenitore della nostra associazione, come lo è stato negli anni passati, mi auguro, insomma, poi avremo modo anche di approfondire anche con altre iniziative, magari più avanti nel corso dei prossimi mesi. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti oggi. Abbiamo strutturato questa giornata in forma di tavola rotonda, non ha voluto essere né un seminario né un convegno, ma una forma così di discussione, e quindi auspichiamo che anche poi durante i prossimi interventi dei relatori ci sarà anche la possibilità di avere uno scambio con voi, tra gli studenti, voi che siete qui, insomma una forma dialogica di comprensione di alcuni argomenti che sono argomenti molto forti, che sono quelli della pena di morte e dell'ergastolo. Sono parole che evocano dolore e violenza ed hanno bisogno di essere tradotte in linguaggio comune, in linguaggio per le persone comuni. Questo è un luogo di linguaggio. Noi abbiamo una radio che sta registrando, e quindi la parola uscirà, speriamo, in forma semplice e chiara per le persone comuni che hanno bisogno di comprendere e di essere tutelate, no? Quindi io ringrazio le persone che sono qui. Purtroppo vi devo dire che tra i relatori non ci sarà Gian Antonio Stella, perché è stato, precettato dal suo giornale per un lavoro che stavo svolgendo oggi a Milano, organizzato tra l'altro dalla sua testata, e quindi ci ha detto che ci dispiace, che gli dispiace molto non essere qui, anche perché avevamo avuto alcune discussioni con lui sull'argomento ergastolo. Lui sostiene vivacemente le attività di Nessuno Tocchi Caino, è un abolizionista, è un garantista, però sulla questione ergastolo era interessante sentirlo, perché aveva posizioni un po' di discussione interessante. Ci rivedremo successivamente nei prossimi appuntamenti che senz'altro procureremo di fare qui in città, sempre con la cortese collaborazione del professor Mascia. Ecco, io mi fermo qui e diamo inizio ai lavori della seconda fase, quella della relazione vera e propria della tavola rotonda. Modererà la nostra amica giornalista Alessandra Mercanzin di 7 Gold Telepadova, e poi vi dico brevemente, vi presento i relatori, vi presento, oppure presentiamo, ci sarà il professor De Stefani, che non ho visto, ma ecco professore, buongiorno. Poi buonasera, scusi, poi ci sarà il dottor giudice Vittorio Boraccetti, ci sarà Davide Gagliani, il professor Davide Gagliani dell'Università di Milano, il padre Guido Bertagna, e poi mi fermo qui. Elisabetta Zamparuti, che è la segretaria di Nessuno Tocchi Caino, e dulcis in fundo Rita Bernardini, che è la segretaria di Radicali Italiani. E modera il tutto Alessandra Mercanzin. Grazie. Io inizierei chiedendo ai relatori di farsi magari i primi tre, perché sennò non riusciamo a farli stare tutti. Ma siamo 6 sedie, quindi forse ce la facciamo. Okay. Sì. Allora, intanto Elisabetta Zamparutti, padre Guido Bertagna e Paolo De Stefani, che è docente di tutela internazionale dei diritti umani proprio per il corso di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università di Padova. Buongiorno. Elisabetta Zamparutti, eccola qui. E padre Guido Bertagna, se vuole unirsi a noi, grazie. E Davide Gagliani, docente di diritti fondamentali del corso di laurea di scienze per la globalizzazione dell'Università di Milano, di scienze fondamentali per la globalizzazione. Vittorio Boraccetti, magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, e appunto dovremmo essere tutti. Rita, vieni. Rita qua, c'è posto per tutti. Perché poi tu? Sì. Rita qua. E Rita Bernardini, segretario dei Radicali Italiani. Ma hai dimenticato, Aiuto. No. Dovremmo essere a posto con le sedie. Allora, buongiorno a tutti. Comincerei questo
questo incontro dal titolo dell'incontro, perché nel titolo sono state messe insieme due cose che sembrano molto diverse e che ci portano in ambiti apparentemente molto diversi, cioè la pena di morte, e la questione è stata giustamente ben affrontata dal professor Mascia, ci porta a parlare di un diritto internazionale che sta pian piano guidando la regolamentazione di questo tema, e l'ergastolo, che invece è un tema in questo momento, come lo affrontiamo oggi, italiano, che ha a che fare con la legislazione nazionale. Entrambe le questioni però ci portano a parlare anche di come l'uomo intende la pena, di cosa intende per pena, di cosa deve essere la pena, e credo che il fatto di avere al tavolo relatori che possono dare su questo possono dare una loro versione, aiutarci anche a capire come l'uomo può intendere la pena e quanto la pena può essere giusta e può essere rieducativa, cioè può essere come la Costituzione la intende, sia uno dei compiti che cercheremo di assolvere. E il nostro primo relatore è Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno Tocchi Caino, e iniziamo proprio dal rapporto che viene presentato oggi sulla pena di morte nel mondo. Ci sono delle notizie buone, perché sempre più paesi stanno aderendo alla moratoria, quindi a questo processo. Ci sono anche delle notizie impressionanti, come quelle che ci vengono dallo Utah, per esempio, o dove dopo che un detenuto non ha superato, dopo 36 ore non era ancora morto con l'iniezione famosa letale, in questo momento si sta pensando a portare di nuovo in auge qualcosa come le camere a gas, il patibolo, il plotone di esecuzione come alternativa all'iniezione letale, che sembra non funzionare. Per cui ci sono cose impressionanti anche nei paesi civilizzati cosiddetti, e non soltanto nei paesi che consideriamo in via di sviluppo. Esistono questioni che riguardano l'Europa da vicino, perché dopo l'attentato di Charlie Hebdo, poco tempo fa, si è tornato a parlare di pena di morte in Francia, un referendum possibile sulla pena di morte. Addirittura nel nostro Parlamento c'è qualcuno che ha proposto le esecuzioni capitali per i reati di corruzione nel Parlamento italiano. Quindi questo per dire cosa? Per dire che quando parliamo di diritti non si può mai pensare che questi diritti sono per sempre, ma vanno comunque sempre curati, salvaguardati e accompagnati quotidianamente all'interno delle istituzioni e della società civile. Rita Bernardini, appunto, da anni ormai si occupa di questi temi. Possiamo chiedere a lei che cosa c'è di nuovo e se possiamo osare essere un po'... Scusate, Elisabetta Zamparutti, possiamo chiedere a lei se possiamo osare essere positivi. Sì, grazie. Presentiamo il rapporto di Nessuno Tocchi Caino. Allora, quello che noi monitoriamo ormai da decenni è un processo, cioè quello che accade per quanto riguarda la pena di morte nel mondo, e nei processi è sempre importante, la cosa più importante è comprendere la tendenza. E quello che possiamo affermare è che sicuramente c'è una tendenza verso l'abolizione della pena di morte. Ogni anno tra i 5 e i 6 paesi decidono di passare dal fronte mantenitore a quello abolizionista, in una situazione complessiva che ci porta a contare 161 paesi che a vario titolo hanno rinunciato alla pena di morte, o perché l'hanno abolita completamente, oppure perché praticano una moratoria legale delle esecuzioni capitali, o sono abolizionisti di fatto, cioè non la praticano da oltre 10 anni. E rispetto a questi 161 paesi a vario titolo abolizionisti ce ne sono invece 37 cosiddetti mantenitori, cioè che praticano la pena di morte. Già questo dato 161 e 37 vi può dare l'idea di qual è
il bilanciamento della pratica della pena di morte. E come ricordava il professor Mascia, un riflesso di questa tendenza verso l'abolizione della pena di morte c'è stata anche nell'ultimo voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione per una moratoria universale delle esecuzioni capitali. Allora, ricordava giustamente, lo ringrazio per le parole che ha usato, è questa un'iniziativa di Nessuno Tocchi Caino e del Partito Radicale che nasce agli inizi degli anni 90 con l'idea di proporre una moratoria delle esecuzioni capitali anziché come tappa verso l'abolizione definitiva della pena di morte, nella consapevolezza che proporre una moratoria, cioè una sospensione delle esecuzioni, fosse uno strumento che ci avrebbe consentito di dialogare con quei paesi che ancora praticano la pena di morte e che non sono pronti ad arrivare subito all'abolizione di questa pena. E effettivamente questa idea di una moratoria che volevamo fosse decretata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, cioè dall'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, si è rivelata un'idea vincente, perché siamo riusciti comunque anche con grosse difficoltà, perché per esempio c'era tutto un mondo legato alle organizzazioni non governative contrario all'idea di una moratoria, perché riteneva migliore l'abolizione, mentre la moratoria, lo ripeto, era uno strumento anche di dialogo con realtà molto diverse dalla nostra, e ricordava il professor Mascia anche le difficoltà all'interno dell'Europa, che a tutti pare essere un continente completamente libero dalla pena di morte e anche propenso a promuovere una campagna per l'abolizione o per la sospensione delle esecuzioni capitali. In realtà ci sono state molte difficoltà che siamo riusciti a superare con quello che connota l'attività, l'iniziativa radicale del Partito Radicale di Nessuno Tocchi Caino, che è stato l'iniziativa non violenta, perché al di là, diciamo, degli impegni formali abbiamo dovuto superare una difficoltà a presentare concretamente questo testo per una moratoria universale delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale, e per una sorta di realismo da parte degli Stati anche europei, che siamo riusciti a vincere attraverso iniziative non violente di dialogo volte a far rispettare allo Stato italiano, ai governi europei, quelle che erano gli impegni che gli derivavano da tutta una serie di atti parlamentari che li portavano o avrebbero dovuto portarli a presentare appunto questa risoluzione. E io voglio ricordare come dalla fondazione di Nessuno Tocchi Caino sono stati ben 68 i paesi che sono passati sul fronte abolizionista, grazie a questa che è stata un'accelerazione politica, possiamo dire, di un processo, quello dell'abolizione, storicamente in corso. E l'importanza anche di questa iniziativa all'Assemblea Generale dell'ONU, ricordava il professor Mascia come nel 99 questa risoluzione fosse stata anche ritirata a un certo punto, è perché c'è stato uno scontro molto forte tra chi, come noi, sosteneva che la pena di morte fosse una questione attinente ai diritti umani e chi invece riteneva che fosse una questione di sovranità interna agli Stati. Quindi lo scontro è stato fondamentalmente su questo principio che poi appunto siamo riusciti a superare, facendo affermare alle Nazioni Unite che la questione della pena di morte attiene ai diritti umani, al sistema dei diritti umani, e quindi come tale è sottratta alla
sovranità interna dei singoli Stati. Questa nostra iniziativa alle Nazioni Unite ha avuto il merito di accelerare ulteriormente il processo abolizionista. Noi ogni anno, lo dicevo, registriamo paesi che vanno nel senso dell'abolizione. Già in questi primi mesi del 2015 la Costa d'Avorio, Figi e Suriname hanno adottato norme per la completa e totale abolizione della pena di morte e ripeto, questo è un processo che non toglie che ancora fatti estremamente negativi si manifestino per quanto riguarda la pena di morte. Voglio ricordare in particolare il caso dell'Iran, dove nonostante il nuovo presidente Rouhani sia stato salutato come, diciamo, un volto buono del regime, in realtà i dati che noi registriamo sulle esecuzioni in Iran sono terrificanti. L'anno scorso ci sono state 720 esecuzioni, rappresenta il triplo di quelle che solitamente venivano commesse in questo Stato. E anche le recenti notizie della ripresa delle esecuzioni in Pakistan dimostrano come la pena di morte possa essere uno strumento per un verso di repressione, penso all'Iran, ma per un altro anche pensando al Pakistan, come molto spesso sia, come dire, uno strumento facile da usare anche da parte delle istituzioni per soddisfare un bisogno di sicurezza che magari ubbidisce più a dati emotivi che razionali. Io non penso che il fenomeno del terrorismo si possa combattere aumentando, come dire, la soglia di risposta violenta che gli Stati, i Paesi colpiti, seppur da fatti gravissimi, possono dare, ma è semmai ribadendo la fermezza nei nostri valori, nelle nostre convinzioni per quanto riguarda l'importanza dei principi dello Stato di diritto che si può, sperare di riuscire a sconfiggere un problema come quello del terrorismo. E quando dico questo voglio portare anche a fare una riflessione su quello che accade nelle cosiddette democrazie. Penso innanzitutto agli Stati Uniti, dove sicuramente si registra ogni anno una riduzione delle esecuzioni, un aumento anche degli Stati della Federazione Americana che decidono di rinunciare alla pena di morte, ma lo ricordava anche la moderatrice prima, si assiste a casi come quello dello Utah, dove viene reintrodotto il plotone di esecuzione e soprattutto per quanto riguarda la pratica dell'iniezione letale noi assistiamo all'introduzione per esempio del segreto di Stato sulle sostanze che vengono usate per praticare la pena di morte in una maniera, si dice, attraverso l'iniezione letale, no? Civile, umana, cadendo però nella insostenibilità di una possibilità di uccidere una persona in maniera umana, civile, perché quello che accade nella pratica delle iniezioni letali, e la copertina del rapporto di Nessuno tocchi Caino vuole proprio rappresentare, esemplificare questo. In realtà la copertina è, per chi ci sta ascoltando anche dalla radio, un braccio martoriato di un uomo che è stato giustiziato con un'iniezione letale che però ha causato indicibili sofferenze e una morte molto molto atroce. Non esiste appunto un modo civile per giustiziare, per uccidere un'altra persona. Quindi dicevo, bisogna riflettere anche su quello che i paesi cosiddetti democratici stanno diventando. Parlavo prima del segreto di Stato che è stato introdotto sulle iniezioni letali, sulle componenti delle iniezioni letali, e per cercare di spiegare come in realtà
sia qualche cosa che anche gli stessi Stati Uniti hanno difficoltà a continuare a praticare appunto la pena di morte con questi metodi. Così come c'è da riflettere anche sul ricorso, come dire, ad altre forme di esecuzioni, penso ai droni, che sostanzialmente attraverso un processo avvolto dalla completa segretezza portano a giustiziare persone con effetti collaterali devastanti. Si parla di oltre 4.700 persone che sono rimaste uccise come effetto collaterale dell'uso dei droni. Ma un'altra riflessione importante è anche, uso un'espressione che il presidente americano Eisenhower ha usato quando parlava del complesso militare industriale americano che, premendo appunto sul Congresso, ha portato gli Stati Uniti ad esempio ad entrare in guerra, e per far presente quanto ormai esista un vero e proprio complesso carcerario industriale che ad esempio negli Stati Uniti ha portato ad un tasso di carcerazione della popolazione americana di un cittadino americano su 140 cittadini americani. Per comprendere diciamo, la dimensione impressionante di questo complesso carcerario industriale, io vi do solo un dato su quello che magari tutti nel nostro immaginario pensiamo essere uno degli stati più crudeli del pianeta, la Cina, dove in realtà il tasso di detenzione è di un detenuto su 1.000 abitanti, che poi è la proporzione grosso modo che c'è anche in Italia. Quindi in quella che è la più grande democrazia, o si ritiene tale, noi abbiamo in realtà che un cittadino americano su 140 è detenuto, mentre in Cina e in Italia c'è un cittadino ogni 1.000 abitanti. Credo che questo sia un dato importante da tenere presente per capire quali siano le conseguenze di un simile potere, le conseguenze sulla popolazione detenuta, ma la popolazione anche su chi nelle carceri poi lavora ed opera, perché anche negli Stati Uniti il tasso di suicidi tra il personale penitenziario è il doppio di quello della popolazione normale. Allora io dico che parlare di pena di morte significa parlare anche di questi temi, che se la pena di morte è la posizione della parola fine sulla vita fisica delle persone, c'è anche la posizione della parola fine sulla vita civile delle persone che si commina attraverso pene come quelle dell'ergastolo. Problema che persiste nel nostro ordinamento, perché se l'Italia ha abolito la pena di morte non ha ancora abolito né la pena fino alla morte né la morte per pena, se pensiamo a qual è lo stato delle nostre carceri. E rispetto a questi temi, a queste battaglie che sono battaglie storiche del Partito Radicale, c'è stata un'eco straordinaria recentemente, che è quella della parola di Papa Francesco, che in una lezione magistrale all'Associazione dei Giuristi internazionale dei penalisti ha fatto presente come l'ergastolo sia una pena di morte nascosta e di come la detenzione nelle prigioni di massima sicurezza, il riferimento seppur implicito è anche al 41 bis, siano una forma di tortura. E lo dice Papa Francesco, che ha abolito al proprio interno sia l'ergastolo e ha introdotto nell'ordinamento vaticano il reato di tortura, reato che
nel nostro Paese invece, nonostante la ratifica di convenzioni internazionali avvenuta oltre 20 anni fa, non è ancora stato introdotto come fattispecie. In un dibattito, quello che si sta svolgendo in Parlamento, che sta adottando una formulazione molto lontana da quella che è la definizione di tortura nelle convenzioni internazionali, ma che però, quasi è una forma di perversione, prevede come pena massima per alcuni casi di tortura l'ergastolo. Allora io credo che ci sia veramente da riflettere su come si sta ragionando, su come si sta procedendo, su come si sta orientando il nostro Paese rispetto a temi, argomenti che sono fondamentali in un Paese in cui si dice, c'è questa idea per cui in realtà però l'ergastolo da noi non esiste, perché dopo 26 anni si può uscire attraverso una serie di benefici. Va però detto che esiste una forma di ergastolo, l'ergastolo ostativo, e do questo dato: sui 1576 ergastolani, ben 1162 sono ostativi. Ecco, dall'ergastolo ostativo si esce soltanto attraverso il pentimento inteso come confessione, non come processo interiore di pentimento, di revisione di ciò che si è fatto, ma ripeto, di confessione, cioè fornire informazioni utili alle indagini, che è lo stesso meccanismo che alimenta il ricorso al 41 bis. Allora, se noi teniamo presente che la definizione di tortura è l'infliggere una sofferenza fisica o psichica al fine di ottenere una confessione, noi ci troviamo di fronte a casi come l'ergastolo ostativo e il 41 bis di oggettiva sofferenza fisica e psichica finalizzata appunto all'ottenimento di una confessione. Allora, per Nessuno Tocchi Caino questa diventa una nuova frontiera di lotta e di impegno. Pensiamo di affrontare questo attraverso anche dei ricorsi sovranazionali. In particolare abbiamo inviato tutta una serie di questionari agli ergastolani detenuti nelle carceri del nostro Paese per porre questi temi, quello dell'ergastolo ostativo e quello del 41 bis, nelle sedi sovranazionali, e a questo anche dedicheremo il nostro prossimo congresso, che faremo in un carcere, chiedendo anche la possibilità per gli stessi ergastolani di partecipare a questo congresso per discutere insieme come uscire dalla insostenibilità di un sistema penale e giudiziario quale quello italiano, che è ormai al di fuori degli standard minimi stabiliti dal diritto internazionale. Ovviamente questo per noi è uno sforzo immane, però ci crediamo, continuiamo a crederci e continuiamo su questo a lottare, e da questo punto di vista io mi auguro che anche da parte vostra possa arrivare un sostegno a questo nostro lavoro, a partire dall'iscrizione, dall'acquisto del rapporto per quanto riguarda le istituzioni, con anche un'adesione alla nostra associazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se ho anche impiegato un po' troppo tempo, però ci tenevo a spiegare quelle che appunto sono le frontiere e soprattutto le nuove frontiere di Nessuno Tocchi Caino, che peraltro portiamo avanti con molti dei partecipanti a questo incontro, in particolare con il professor Gagliani dell'Università di Milano. Grazie. Allora,
la pena di morte, l'ergastolo, qualsiasi tipo di condanna viene inflitta in base a delle leggi nazionali, leggi che vengono promulgate, che vengono decise dai parlamenti o comunque negli stati democratici o comunque da chi dirige i diversi stati. Possono essere, come detto, leggi che nascono da una spinta molto forte, da una richiesta molto forte di giustizia, anche di giustizia estrema, fino alla pena di morte, fino all'ergastolo a vita, e sono cose che nascono nell'animo umano. Di fronte a violenze inaudite, la prima reazione dell'animo umano è quella di dire: togliamo di mezzo queste persone. Discutere di questo secondo livello è il compito che noi oggi ci siamo prefissi. Anche per farlo è difficile per me fare una distinzione tra il livello internazionale e quello nazionale, però esiste ed è forte, ed è quello che secondo me sarebbe bello che entrasse anche da questa giornata. Esiste un esercizio arbitrario dell'applicazione della pena di morte in molti paesi del mondo. Per esempio, in questi giorni è stata inaugurata una mostra fotografica che si intitola "Non esistono gay in Iran". E perché non esistono gay in Iran? Perché in Iran è prevista la condanna a morte per chi è omosessuale, per cui giustamente nessuno mostra questo aspetto della sua vita pubblicamente, perché altrimenti rischia la vita. Oppure penso all'Arabia Saudita, dove per esempio è stato detto: no, noi continueremo ad applicare la Sharia, cioè le nostre leggi. Cioè una legge viene sempre applicata, c'è sempre un diritto anche dietro l'esercizio arbitrario del potere. Prima giustamente Elisabetta Zamparutti ci parlava della Cina, dove tutti sappiamo nella storia di questo paese le esecuzioni capitali per motivi politici sono state frequentissime. Adesso con piacere abbiamo ascoltato che è cambiata molto la situazione anche lì. Cambia però in base alla democrazia, in base al diritto, in base alla richiesta che viene dalla popolazione di cambiare quel primo sentimento che nasce di fronte a un delitto, di fronte a una situazione molto grave, di cambiarla in una norma. Dico questo perché il prossimo intervento è quello di padre Guido Bertagna, membro del consiglio direttivo di Nessuno Tocchi Caino, che ci può aiutare a riflettere sulla pena, su questa pulsione che nasce dentro l'uomo, questo desiderio di vendicarsi fino alla condanna a morte, ma ci può anche accompagnare dalla parte delle vittime, perché non possiamo mai dimenticare che dietro ogni reato c'è una vittima che merita rispetto e tutela in altrettanta forma. E quindi così vorrei dare la parola a padre Guido Bertagna. Scusate, qualche secondo per cambiare la sedia. Eccoci qui. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Sì, Elisabetta parlava di una tendenza. Il lavoro di Nessuno Tocchi Caino è effettivamente volto ad assecondare una tendenza possibile. Forse il nome stesso di questa associazione dice che le tendenze si assecondano meglio sapendo da dove si viene, e cioè pescando e attingendo a quelle radici buone che continuano a nutrire la riflessione, continuano a motivare, continuano a rendere sensato l'impegno. Ecco, quindi quello che potete trovare nel rapporto del 2014 è una riflessione che parte esattamente da quei versetti del capitolo 4 del libro della Genesi, libro biblico della Genesi, da cui viene esattamente il nome di tutto questo lavoro e di questo lavoro persistente, insistito, perché è solo così che la tendenza si asseconda. Allora io provo così a darvi qualche semplice sottolineatura di questo testo che ha una straordinaria ricchezza, a prescindere da quale sia l'attitudine profonda che ciascuno di voi può avere nel leggerlo, di fede, di non fede, di ricerca, di oscurità o di chiarezze.
soprattutto però ha il rischio di una ingiustizia profonda che noi gli facciamo, cioè che è un'ingiustizia che questo testo condivide con tanti altri che sono molto citati e quindi si suppone molto conosciuti. In realtà non lo sono. In realtà, se noi avessimo tempo, non ce l'abbiamo quindi, ma se noi avessimo tempo, una cosa bella da fare, provateci qualche volta, non solo con questo, ma anche con altri testi, provare a ricostruirlo a memoria, senza guardare il testo. Provate a ricostruirlo a memoria. È un lavoro bello da fare insieme. E poi dopo, quando pensiamo di avere sostanzialmente esaurito tutte le riserve di memoria che abbiamo su questo testo, andiamo a leggerlo. Ed è molto interessante vedere le differenze fra quello che noi ci ricordiamo e quello che il testo effettivamente dice. Vedrete che ci sono significative mancanze e significative insistenze, che magari invece il testo non è così dettagliato, non è così ricercato in alcuni passaggi, e ne scotomizziamo completamente altri. Ecco, allora, innanzitutto un dato importante. Nella scrittura, mentre per la coppia uomo-donna si sottolinea l'unità, fino a dire che i due diventano una sola carne, quando si parla di fratelli si sottolinea la differenza. Questo avviene in modo molto chiaro nella prima coppia di fratelli, per cui si sottolinea il fatto che uno è agricoltore e quindi ha bisogno di stanzialità, di stabilità, e quindi il suo culto, che è un culto fatto di primizie, è diverso da chi fa l'allevatore, ha bisogno di campi, ha bisogno di spostarsi, quindi fa una vita opposta a quella stanziale, cioè semi-nomadica o nomadica, e offre le primizie dei nati. Sono due modi diversi di vivere, sono due modi diversi di affrontare l'esistenza e due modi anche diversi di capire Dio. E questa diversità è buona. Questo è un primo dato fondamentale, è una diversità che arricchisce. Tutta la scrittura, dalla prima pagina, che è proprio quella della creazione, è esattamente una esaltazione della diversità. Cioè c'è una diversità che è completezza, c'è una diversità che è ricchezza, che è polifonia. E questo va assolutamente tenuto in conto. Questo è il motivo per cui il giudizio, la valutazione che Dio dà del progetto di Babele è una valutazione negativa, e Dio scende a riarricchire di lingue la terra, quindi a confondere, nel senso che a obbligare le persone a non parlare con la lingua imperialistica, che è il linguaggio unico. Quindi c'è una diversità buona, e i fratelli la enfatizzano. Nasce Caino e Eva dice: ho avuto un figlio da Dio, per sottolineare questo dono profondo, ritenuto e vissuto, di avere avuto questo figlio per dono di Dio. Quando nasce Abele, Caino diventa fratello e non lo sceglie. E anche questo è interessante, cioè Abele, nascendo, fa di Caino un fratello, per il fatto stesso di venire al mondo. Abele ha un significato molto interessante. Hevel è una parola che poi in altri passaggi biblici viene tradotta con vanità, ma non quella vanità, quella del giudizio morale, cioè una roba inutile, una roba addirittura negativa, no, vanità nel senso di leggerezza, di vacuità, di qualcosa destinato a sbiadire, come il vapore sul vetro, come la condensa sul vetro, che in pochi istanti se ne va. Questo è il significato di Hevel, Abele. Come a dire che la fraternità nasce fragile,
La fraternità, e questa è un'esperienza comune, credo, la fraternità non è un dato biologico, o meglio, il dato biologico è largamente insufficiente perché si viva una fraternità. La fraternità si costruisce. C'è una bella canzone di Ivano Fossati quando forse tutti qui eravamo più giovani, e lui cantava una canzone dedicata soprattutto all'amore, ma in questo è molto, molto citabile anche per questo nostro discorso, cioè la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. E la fraternità è uguale, la fraternità si costruisce partendo da questo dato fragile, in cui la convivenza non è assicurata per il fatto stesso di nascere in una stessa famiglia, di nascere da stessi genitori. Quindi questo soffio, questa evanescenza si misura con la consistenza di Caino. Ma c'è poi una differenza, entra la differenza un'altra volta. E questa differenza è quella di un'offerta. Tutte e due offrono, dice la scrittura. Arriva il tempo dell'offerta, Caino offre le sue primizie, Abele offre i suoi primi nati, ma Dio guarda Abele e non guarda Caino. Non c'è di per sé nessuna valutazione morale a questo livello. Se voi vi prendete il gusto, perché è anche abbastanza divertente a questo livello, andare a vedere i commenti antichi, dai grandi padri ebrei fino a quelli cristiani, fino agli studiosi più recenti, esegeti soprattutto ebrei e cristiani, ma anche di altre formazioni culturali e spirituali, c'è un tentativo di rendere sensatamente spiegabile questo sguardo così diverso. Perciò per esempio, solo per farvi un esempio, una scuola di pensiero parte da un altro libro biblico, che è il libro dei Proverbi, che a un certo punto, al capitolo 15, versetto 18, si dice così: «Il Signore aborrisce il sacrificio dei malvagi e accetta la supplica dei giusti». Allora, partendo da questo, è stata fatta una costruzione, immaginando che in realtà Caino offrisse frutti scarsi, che le sue primizie fossero i frutti, fossero robe marce, per esempio, di poco conto, che quindi non offrisse col cuore, che avesse la sua tendenza era tutta volta a guadagnare, ad avere una sua autonomia, una sua indipendenza anche da Dio, non solo dal fratello. Ma il testo non giustifica assolutamente. Questa e anche molte altre interpretazioni, ce ne sono alcune ancora più dure da questo punto di vista. Non c'è nessuna giustificazione. È meglio lasciare che il testo rimanga nella sua enigmaticità e che fino a qua ci dica quello che ci ha già detto, cioè insiste dicendoci che c'è un destino diverso, c'è una diversità, che qualche volta è anche un successo e un insuccesso. C'è una diversità nei destini, c'è una diversità nella riuscita, c'è una diversità nella profondità delle proprie esperienze. Allora, questa diversità per Caino è insopportabile. E Caino, dice il testo, comincia ad avere l'andatura dei depressi, cioè cammina letteralmente con la faccia caduta. Guarda a terra un po' come le bestie. E Dio interviene, da questo punto in avanti, Dio interviene sempre nella relazione personale con Caino, il quale nella sua attenzione veramente è primogenito, veramente ha Dio la cura che ha un padre verso il primogenito. E il primo tentativo è dirgli: ma perché c'hai la faccia a terra? Alza questo volto, guarda davanti a te, non guardare solo te,
non guardare solo il tuo ombelico, i tuoi passi, i tuoi piedi. Dio interviene tante volte nella scrittura per cercare di far rialzare lo sguardo, cercare di far uscire una persona dalla sua rabbia, dal suo risentimento, provare a innalzare di nuovo lo sguardo, il livello dello sguardo. Lo farà per esempio col profeta Giona, se andate a guardare. E lo mette in guardia, ed è interessante la definizione che gli dà del peccato, il peccato come una bestia che ti sta in agguato, una bestia aggressiva. Tu la puoi dominare, però staci attento. Caino non alzerà quello sguardo e non risponderà a Dio, non entrerà in dialogo con Dio. E questo è uno dei misteri della violenza, che viene sempre a essere il sostituto simbolico tragico della parola. Là dove non si parla più, la parola, come dice il proverbio, è alle armi. E noi non possiamo tollerare che uno Stato dia la parola all'arma, alla violenza. Ma ad ogni modo c'è scritto che i due, a un certo punto, prendete una Bibbia italiana e trovate scritto che Caino dice ad Abele: andiamo in campagna. Bene, questa parola andiamo in campagna nella Bibbia ebraica non c'è. È una traduzione tardiva, congetturale, è stata inserita per cercare di capire e di colmare un vuoto che è abbastanza angosciante quando leggete il testo, perché è senza senso. Perché il testo dice: Caino disse al fratello Abele, non gli disse niente. Caino disse al fratello Abele, e quando erano lontani in campagna alzò la mano contro suo fratello e lo uccise. Non gli ha detto niente. Caino muore, Abele muore in terra brulla, in terra deserta, una terra che non porta frutto. Che la terra che beve il sangue non porta frutto. E qua, e vorrei chiudere con questo, viene forse l'aspetto più forte e quello che è più prezioso anche per il lavoro di Nessuno tocchi Caino. Dio continua a prendersi cura di Caino e lo cerca. E dove sei? Che cosa hai fatto? Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Caino risponde con una menzogna e con una negazione di responsabilità. Dov'è tuo fratello? Non lo so. Sono forse io che devo custodire mio fratello? Allora Dio a quel punto lo aiuta a prendere coscienza di quello che è successo. E non c'è nessun delitto che possa accedere a coscienza senza un aiuto esterno. Nessuna persona che ha commesso del male riesce a far verità dentro di sé senza qualcuno che lo confronti, ma gli stia accanto nel confronto. E Dio sembra veramente preoccupato che nel momento in cui Caino prende coscienza di quello che ha fatto non resti da solo. Non può restare da solo, no, non reggerebbe l'urto, non reggerebbe. E questo è il segno, tra l'altro. Il segno, anche qua, grandi, forse biblioteca come questa, per spiegare questo segno. Io vi dico due interpretazioni, poi tante altre ce ne sono, sfumature di tanti, ma il segno è che Dio riserva a sé la custodia della vita e quindi si prende cura di Caino e vuole che Caino prenda coscienza di avere tolto la vita a un altro. Caino ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, ma nello stesso tempo
Caino porta questo segno che è un segno dell'impronta di Dio che non viene meno di fronte a niente e a qualunque cosa possa accadere nella vita di un uomo. Quel segno è indelebile. Accanto a questa linea interpretativa c'era un'altra. Che cos'è quel segno? No, quel segno lì è il segno della vendetta, è il segno della ritorsione, è il segno della convivenza tra gli uomini. Caino significativamente è il primo costruttore di città, dove si vive vicini ma stando accuratamente protetti. La città ci permette di stare vicini ma a una significativa distanza di sicurezza. Quindi il segno, secondo alcuni, è un segno che consegna all'uomo ad elaborare la propria responsabilità rispetto a quello che è la costruzione appunto di una fraternità e di una convivenza che non è già data, come non è data la fraternità. L'ultimo punto però è questo. Dio, nel far prendere coscienza a Caino di quello che è accaduto, gli dice una cosa durissima. Gli dice: la voce del sangue di tuo fratello grida verso di me. Nell'ebraico originale è ancora più forte questa espressione, perché c'è una parola che per noi è stranissima, perché il sangue è al plurale. La voce dei sangui di tuo fratello grida verso di me. Uno dice: non è un errore di stampa. È il fatto che nell'uccidere un uomo Dio fa prendere coscienza a Caino che ha ucciso anche tutta una linea di vita che da Abele poteva venire. In questo senso ogni omicidio è non solo un fratricidio, ma è un gesto che toglie più della vita che ha tolto, toglie tutte le vite attorno e in relazione con quella vita, o quelle che sarebbero potute venire. Quindi è una parola durissima questa presa di coscienza che Caino deve fare. Ma allo stesso tempo c'è un mistero che è quello che va avvicinato e quello su cui credo dobbiamo fermarci tutti a lungo, e cioè che Dio in questo suo intervento, come dicevo, si prende a cuore Caino, nello stesso tempo si identifica completamente con i sangui di Abele e gli dice: la voce dei sangui di Abele grida verso di me, e quindi io mi faccio voce di questo sangue che non può gridare più se non attraverso di me, e te lo rimando questo grido, te la rimando questa voce fino a che non l'ascolti. Però proprio perché è totalmente identificato con il sangue di Abele, allora Dio può essere totalmente vicino, totalmente prossimo a Caino. E questo è quello che a noi riesce difficile. Anche quando si lavora così con le persone detenute o con le persone che sono vittime di reati, si fa fatica, no? O si è vicini agli uni o agli altri. Scegli da che parte stare. La scelta di Dio in questa pagina è non inversamente ma direttamente proporzionale, proprio perché è totalmente identificato con il sangue e col dolore di Abele. Dio può essere vicino a Caino in tutto, trattandolo appunto da primogenito, avendo per lui una premura infinita e garantendo il fatto che possa vivere. Quindi ecco, è un testo su cui c'è una ricchezza enorme, e con alcuni amici con cui da anni facciamo percorsi di giustizia riparativa continuamente troviamo che in definitiva la equiprossimità, per esempio, di cui parla la giustizia riparativa è esattamente racchiusa in questa possibilità che Dio dischiude in questo testo, cioè di essere, proprio perché totalmente vicino a uno, essere totalmente in ascolto anche dell'altro.
il legislatore italiano perlomeno queste cose le aveva comprese e scritte anche nella nostra legge, nella Costituzione, parlando della rieducazione, della punizione come un momento in cui non solo c'è la parte di privazione della libertà, di movimento, dovrebbe essere una liberazione semplicemente questo, ma c'è un momento in cui la persona prende coscienza, deve essere aiutata a prendere coscienza per non delinquere più, perché altrimenti il carcere diventa, come molti lo definiscono, un luogo dove si impara a fare i criminali, non dove si esce migliorati. E questo è un tema che ci riporta direttamente a casa nostra. Io devo andare un po' però sul fronte internazionale, perché il nostro prossimo relatore è Paolo De Stefani, che è docente di tutela internazionale dei diritti umani del corso di laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e diritti umani dell'Università di Padova, e allora penso che anche una riflessione sia venuta un po' a tutti ascoltando le parole di padre Guido Bertagna. Viviamo in tempi difficili, e questi interrogativi che muovono dalla notte dei tempi sono sotto i nostri occhi quotidianamente. Ritagliavo degli articoli preparando questo convegno, uno si intitolava La vita ai tempi di Boko Haram. Pensate cosa vuol dire parlare di queste cose in un paese in cui la violenza sessuale di massa su migliaia di donne, bambine, è una pratica costante. Pensate quanto ci muove le coscienze vedere bruciare un prigioniero in una cella, come abbiamo dovuto vedere recentemente. Poi la cronaca dirà se queste sono tutte cose vere, se i filmati sono stati montati, non montati, però sono cose che muovono le nostre coscienze quotidianamente e che ci fanno domandare quanto potere hanno le istituzioni internazionali nel far progredire la comunità internazionale verso l'acquisizione di nuovi diritti fondamentali dell'uomo. Dovrebbe essere una cosa che riguarda tutto il mondo, non è così. Una fotografia sicuramente ce la può dare il professor De Stefani. Io sono stata molto colpita dall'intervento di padre Bertagna anche per alcune parole che sono state dette. La parola fraternità, che fa venire in mente anche questa, fatti recentissimi, Charlie Hebdo, Fraternité, Égalité, Liberté, obiettivo, diciamo così, da togliere di mezzo, cioè ci sono dei paletti che tengono questi diritti legati alle nostre società, e sono valori che sono valori spirituali, sono valori dell'uomo sostanzialmente, ma sono anche valori che vengono tradotti in legislazione. La parola bestia, per esempio, che chi ha detto, no? Come tenere a bada tutte le pulsioni negative, anche attraverso una serie di codici che vengono utilizzati dal diritto internazionale. La parola coscienza, cioè il fatto di prevedere come obbligatorio per uscire da un tunnel che altrimenti porta soltanto alla violenza, la rieducazione della pena, cioè il fatto di intervenire perché questa persona cambi fondamentalmente, non sia più la stessa. Allora, professor De Stefani, a lei la parola per un quadro che ci porta sui diritti nel mondo. Sì. Io aggiungerei forse, buonasera intanto, aggiungerei anche un altro termine che era implicito nell'intervento di padre Bertagna, e cioè genocidio. Chiaro che in un'epoca mitica in cui ci sono 3-4 abitanti, 3-4 umani sul pianeta Terra o sull'Eden o vicino all'Eden, a ovest dell'Eden, eccetera, ucciderne uno significa fermare un'intera linea di sviluppo dell'umanità. Uccidere una persona è un genocidio. Il 2015 è un anno che in qualche maniera è anche dedicato ai genocidi, no? Il primo genocidio del Novecento, il genocidio degli armeni, e poi la grande mattanza della Prima Guerra Mondiale, nel 1915 ci siamo entrati anche noi. Ecco, giusto per così, insomma, aggiungere l'elenco che lei faceva di parole forti, anche quest'ultima che è un po' collegata al nostro tema. Molte cose sono in realtà già state dette dall'intervento molto lucido e preciso di Elisabetta Zamparutti, tra l'altro il suo breve testo qui nel rapporto lo raccomando appunto per lucidità e per quanto appunto riesce a porre con chiarezza i temi fondamentali, insomma, del nostro tema, i temi fondamentali del nostro argomento. La pena di morte come una violazione strutturata
organizzata, istituzionalizzata di un diritto fondamentale, il diritto alla vita, e di diritti collegati che sono quelli ad avere una giustizia, l'accesso ad una giustizia che sia equa e che quindi non uccida, una giustizia che dia possibilità di recupero alla persona e quindi non uccida, non condanni ad una morte civile, eccetera, eccetera. Se si adotta l'ottica, diciamo, dei diritti umani per leggere queste problematiche, ci si accorge che, come spesso succede, in questa prospettiva la lettura dei diritti umani funge da crivello, no? Cioè ci consente di guardare la realtà di questi fenomeni istituzionali, storici, umani e così via, senza tanti orpelli, in modo molto diretto. E se facciamo questo esercizio ci rendiamo conto che la pena di morte ci pone di fronte essenzialmente a tre realtà, tre dimensioni. È un'uccisione, è una forma di tortura ed è una pratica che si espone all'ingiustizia. Molte esecuzioni che consideriamo esecuzioni di pena di morte in realtà sono esecuzioni extragiudiziarie. Vediamo brevemente i tre aspetti, insomma non voglio farvi perdere troppo tempo. La pena di morte, l'esecuzione di una pena di morte è una uccisione. Questo appare in maniera evidente nelle immagini, diciamo, pure oscene che ci bombardano in questo periodo, che ci fanno vedere le esecuzioni, no? Attuate da ISIS, Daesh e da altre organizzazioni di questo genere, che alla fine di processi dell'applicazione di leggi, diciamo che dal loro punto di vista sono imprescindibili, realizzano queste decapitazioni, eccetera, ma l'uccisione è anche la realtà fondamentale delle esecuzioni diciamo più paludate, più civili, esecuzioni coperte da una certa maggior riservatezza, non esposte alla visione di tutti, ma in qualche maniera anche tenute segrete, e realizzate dagli Stati. È stato accennato prima al fatto che esiste un apparato, diciamo, di sicurezza e di segretezza intorno ai metodi che anche in un paese democratico, trasparente, no? Come gli Stati Uniti, circonda la pratica delle esecuzioni. Ma su certi paesi possiamo andare anche oltre. In Cina il conto delle esecuzioni è una stima, non ci sono dati precisi sulla popolazione carceraria, penitenziaria, e non ci sono dati precisi nemmeno sulla quantità di persone che vengono uccise. Lo stesso vale per gli altri paesi che sono, diciamo, i maggiori esecutori, diciamo, in questo momento nel mondo, quindi è stato già ricordato l'Iran, l'Iraq e altri. La realtà dell'uccisione che viene disposta dalle autorità di uno Stato nei confronti di un individuo è una realtà che tende ad essere, diciamo, occultata. Quando non viene occultata viene esposta in maniera talmente aperta, oscena, da renderla quasi invisibile. Dietro la morte di queste persone non si vede un'esecuzione, diciamo, l'esecuzione di una pena di morte, ma si vede semplicemente il patibolo, no? Si vede la decapitazione, ma la decapitazione è una pena di morte, no? Non dimentichiamolo, attuata secondo dei criteri per quanto diciamo bestiali, no? Ma che pretendono di essere diciamo, un criterio legale, un criterio giuridico. E poi dicevo, la pena di morte è una forma di tortura. Qui credo che, come sappiamo, uno degli argomenti che viene spesso, forse più cogenti, per giustificare l'abolizione, per diciamo, argomentare contro la pena di morte, è il fatto che, come veniva già richiamato, è abbastanza improbabile pensare di uccidere una persona, di preparare alla morte una persona senza attivare nei confronti di questo individuo dei trattamenti inumani, degradanti, forme di tortura.
questo argomento è quello che è stato usato in un certo momento anche negli Stati Uniti per sospendere le esecuzioni capitali. Poi si è scoperto che l'uso di queste sostanze diciamo iniettate in realtà può dare la morte in maniera non inumana. Abbiamo visto e vediamo documentato anche in quest'ultimo rapporto che questo non è assolutamente il caso, che ci sono realtà simili a quelle del film Il Raggio Verde, il Miglio Verde, cioè il Raggio Verde è un altro capitolo, che si producono anche adesso, anche con gli strumenti diciamo più sofisticati che abbiamo a disposizione. La Corte Europea dei Diritti Umani nel 2010 è stata molto esplicita su questo, cioè insomma abbastanza esplicita su questo, nel senso che di fronte alla questione ma l'articolo 2 della Convenzione, quello che menziona ancora il fatto che può essere applicata la pena di morte nei paesi che ce l'hanno e che non hanno quindi aderito al protocollo 6 e al 13. Questo articolo 2 è ancora compatibile con l'articolo 3, quello che punisce la tortura. La Corte Europea dei Diritti Umani ha detto che il problema non si pone perché quella parte dell'articolo 2 che tratta della pena di morte è da considerarsi caduco nell'ordinamento, diciamo nello spazio giuridico europeo, perché nessun paese europeo, qualche eccezione c'è, nessun paese europeo riconosce più la legittimità alla pena capitale e quindi è possibile dire adesso che il problema diciamo, di confronto, di compatibilità tra l'articolo 2, diritto alla vita, ma previsione della pena di morte, e articolo 3, proibizione assoluta, senza nessun spiraglio, della tortura e dei trattamenti crudeli, inumani o degradanti, questa problematica non si pone più, perché senz'altro l'articolo 2 con quella portata che si estende anche alla pena di morte non c'è più. No? Interpretazione forte che però giustifica l'idea che ci sia un'incompatibilità diciamo radicale tra la pena capitale, la pena di morte e l'obbligo assoluto che gli Stati hanno, in particolare gli Stati del Consiglio d'Europa hanno, di non applicare nessun trattamento di tortura, nessuna punizione o trattamento crudele, inumano o degradante. Che cosa resta allora della pena di morte se eliminiamo questa dimensione di tortura? Si può giustificare forse secondo quegli altri criteri che possiamo applicare, quello della vendetta, è uno strumento di vendetta, oppure è uno strumento di purificazione che viene applicato che espunge quindi dal contesto sociale, dalla nostra civilizzazione, quelli che hanno sgarrato, quelli che non sono stati ai patti. Capite bene che questi argomenti sono quanto di più opposto possiamo pensare alla visione moderna della pena, del diritto penale, della civiltà giuridica in senso lato. Quindi la pena di morte, vista nella prospettiva dei diritti umani, ci disvela la realtà di uccisione che sta dietro questa realtà, questa pratica, ci svela la realtà di tortura, pratica di tortura che costituisce l'altro aspetto di questo dato e, come dicevo all'inizio, ci fa capire anche come dietro la pena di morte esista anche una fondamentale e sostanziale ingiustizia o perlomeno un rischio di ingiustizia. E qui tocco un altro aspetto che nella introduzione di Elisabetta Zamparutti a questo rapporto è messo brevemente ma efficacemente in evidenza. Parliamo di esecuzioni extragiudiziarie con riferimento al fatto che anche da parte di paesi che non hanno rinunciato allo Stato di diritto e si affermano anzi protettori e fautori dello Stato di diritto al proprio interno e magari anche in ambito internazionale, uccisioni o pratiche di tortura sono realizzate al di fuori di un contesto giudiziario, di un contesto legale ben definito, per esempio giustificandoli con la lotta al terrorismo.
E qui gli esempi ci portano a parlare degli Stati Uniti e di altri paesi che direttamente o indirettamente sostengono questa azione che anche l'attuale Presidente ha sviluppato sul piano esteso, quindi internazionale, l'azione di colpire in modo mirato soggetti che non sono stati oggetto di una misura di cattura volta all'arresto, ma sono direttamente definiti come meritevoli di essere, diciamo, uccisi. Qualche volta la cosa avviene in un contesto di conflitto armato per cui gli standard del diritto umanitario possono trovare, diciamo, applicazione, pensiamo all'utilizzo di droni o omicidi mirati che avvengono in aree dove effettivamente è in corso un conflitto armato e quindi, diciamo, le regole dell'ingaggio proprio di un conflitto armato trovano applicazione regolare, ma in molti altri casi queste operazioni avvengono in contesti che sono del tutto separati dall'ambito in cui insiste un conflitto interno o internazionale o misto, insomma, o transnazionale, come vogliamo definirlo. E queste cosa sono se non, diciamo, applicazioni extragiudiziarie di una decisione sulla vita di una persona spesso difficile da ricostruire, perché il contesto che porta a definire quell'individuo come bersaglio di questo tipo di interventi è un percorso che non è noto, non è trasparente, è legato a informazioni su cui non c'è un controllo pubblico e tantomeno un controllo di tipo giudiziario. Gli strumenti che il diritto internazionale cerca di mettere in campo per questa lotta contro la pena di morte intesa in questa chiave come, diciamo, manifestazione di una diciamo, espressione di una mancata attuazione, mancata applicazione di standard sul rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita. Gli strumenti sono già stati evocati qui oggi, sono strumenti giuridici, convenzioni internazionali, protocolli a convenzioni che consentono anche agli individui di sostenere, diciamo, le buone ragioni contro questo tipo di pratiche sulla base di, diciamo, ricorsi che possono porre non soltanto a livello interno ma sul piano appunto internazionale presso organismi internazionali. L'iniziativa di cui è stata patrocinatore l'associazione Nessuno Tocchi Caino, il movimento il Partito Radicale, eccetera, cioè quella di creare una moratoria, no? Di indurre gli Stati a sospendere questa pratica e a riflettere al loro interno e in un contesto internazionale sulla opportunità di mantenerla, sono, a mio giudizio, uno degli strumenti più efficaci, nel senso che creano il contesto istituzionale, culturale, politico, in cui queste, diciamo, verità di uccisione, di ingiustizia che viene praticata molte volte, di tortura, no, che stanno dietro il fatto della pena di morte, possono emergere nel discorso pubblico e a quel punto si vede se c'è ancora sostegno da parte dell'opinione pubblica oppure se questo sostegno viene meno. Mi sembra che dai dati, seppure, diciamo, che evidenziano degli scostamenti non impressionanti, però comunque significativi, la tendenza che si citava all'inizio, no? Il trend verso l'abolizione della pena di morte, sembra di capire che l'apertura del dibattito, della discussione a questi temi, l'apertura vera, porta a questa soluzione, porta a sviluppare politiche nel senso abolizionista più che nell'altro senso, e questo quindi mi sembra che possa essere letto in una chiave, chiamiamola pure banalmente illuminista, ma insomma fa capire come ragionando e creando lo spazio, il momento, il contesto giusto perché il ragionamento possa svolgersi
in termini non troppo, come dire, non con la pistola puntata alla tempia, no? La pistola dell'attentato appena svoltosi, oppure la pistola delle immagini, no? Delle decapitazioni dell'ISIS sotto il naso. Ecco, se il dibattito si svolge in un contesto sufficientemente aperto, tutto sommato l'esito potrebbe anche essere nel senso che piace a noi. Ultimo punto ha a che fare, su cui vorrei dirvi due parole, ha a che fare con l'importanza anche qua di leggere la lotta contro la pena di morte in chiave, diciamo, non settoriale, non come fosse una specie di monomania che perseguita, diciamo, la volontà, l'interesse di alcuni che si sono fissati su questo argomento, ma come coerente con un approccio complessivo volto a promuovere i diritti della persona. In questa chiave si vede chiaramente come l'impegno contro la pena di morte non possa non andare insieme con un impegno contro la riduzione delle occasioni di tortura e di pratica disumana che può avvenire in qualsiasi contesto istituzionale, sia quello delle carceri o quello di altri organismi in cui le persone sono ridotte, sono private o la cui libertà è limitata. Si collega ad un impegno forte sullo Stato di diritto, sul controllo rispetto al funzionamento della giustizia, l'indipendenza dei giudici, l'autonomia degli apparati giudiziari, la loro efficienza naturalmente, che significa anche capacità di essere aperti rispetto alle nuove istanze di giustizia e di attenzione agli autori del reato, ma anche alle vittime del reato. È chiaro che porre in essere politiche nel senso del diritto penale aperto alla riparazione, aperto alla valutazione, sostegno dei diritti delle vittime richiede investimenti, richiede impegno di tipo non solo istituzionale ma anche materiale da parte delle nostre società, eccetera. Quindi vedere la lotta contro la pena di morte in un continuum che comprende tutta questa filiera, no? Scusatemi il termine un po' aziendalista, di problematiche legate ai diritti e forse, se vogliamo spingerci anche più oltre, collegarlo ad un contesto di giustizia, internazionale, di cui appunto la lotta contro la pena di morte è un tassello simbolicamente molto importante, anche dal punto di vista fattuale molto importante, perché la pena di morte, come sappiamo, non viene praticata a caso, colpisce le persone che effettivamente sono più pericolose da un certo punto di vista anche politico, però appunto non abbiamo una visione troppo miope su queste cose, cerchiamo di inquadrarle nel contesto più ampio, che è quello, e qui chiudo, di un impegno più ampio, come dicevo, rispetto alla garanzia dei diritti umani. Grazie. Grazie. I prossimi due interventi ci portano invece a parlare prevalentemente del tema dell'ergastolo, che è un tema importante perché sappiamo che in Italia c'è stato un grossissimo dibattito che poi si è concluso appunto con l'applicazione della pena massima dei 26 anni di carcere al posto dell'ergastolo. Esiste però appunto una forma che nasce, guarda caso, sempre da una situazione di emergenza, cioè la questione della mafia, il 41 bis, il regime di carcere duro, come si dice, che prevede alla fine questo ergastolo ostativo, un fine pena mai. Quindi nello statino dei detenuti c'è scritto fine pena 9.999. Ce ne abbiamo anche qui a Padova, uno famoso è Carmelo Musumeci, che ha scritto anche una serie di libri e che proprio in questi giorni, per effetto, perché praticamente queste persone rimangono in ergastolo fino a che non collaborano con la giustizia,
ha detto prima anche Elisabetta Zamparutti, questo tema, fino a che non c'è questa collaborazione con la giustizia, perché appunto parliamo di reati associativi e reati mafiosi, quindi finché loro non parlano, non si mettono nelle condizioni di collaborare, per loro non può esserci nessun permesso o situazioni di questo tipo. Carmelo Musumeci invece è uscito dal carcere proprio da pochissimo per un permesso, dopo 24 anni di carcere dice: il tribunale di sorveglianza mi ha concesso la giustizia, i reati, la cosiddetta collaborazione impossibile o irrilevante, perché anche se collaborassi con la giustizia i reati sarebbero prescritti essendo accertati quelli più gravi. Quindi lui ha potuto andare in questo permesso premio e dice queste parole: è un po' come la fine della guerra anche se non c'è ancora la pace. Dice: posso uscire dalla mia cella senza che qualcun altro occupi questa cella al posto mio, perché appunto la collaborazione pretende che ci sia qualcun altro che alla fine finisce in carcere. Ecco, queste persone vengono chiamate uomini ombra, e questo mi fa pensare ad alcune parole che sono state dette importanti, come il fatto la necessità di occultare, no, tutta la parte anche della pena di morte fuori dal diritto, le esecuzioni extragiudiziali a cui faceva riferimento adesso il professore, togliere queste persone, buttiamo via la chiave, questa cosa che si sente spesso dire, toglierle dalla nostra vista. E il professor Davide Gagliani, che è docente di diritto fondamentale del corso di laurea di scienze sociali per la globalizzazione dell'Università di Milano, mi raccontava anche una storia curiosa che riguarda proprio la sua città, Milano, dove tra poco inizia l'Expo. Vogliamo cominciare da qui? Tanto per fare una buona pubblicità a Milano. Va bene. Sicuramente vi dico subito cosa è successo a Milano. Farò un intervento veramente per evidenziare alcuni nodi problematici, senza essere insomma completo, ma solo per ragionare in pubblico su temi sui quali si parla comunque poco. Però voglio fare anche una provocazione iniziale contro Nessuno tocchi Caino, adesso capirete perché. No, a Milano niente, sapete, c'è l'Expo. 2 settimane fa c'è stato un bando aperto al pubblico per 2 milioni e più di euro, perché quando ci sono delle grandi opere non tutte le operazioni architettoniche vanno a buon fine, e quindi si usa, quando magari l'80% dei lavori è finito e ce n'è un 20% non finito, coprire la parte non, diciamo così, presentabile con dei mega schermi di plastica, proprio per non fare vedere ai visitatori, in questo caso di Expo, le buche rimaste aperte, i palazzi in costruzione, e fino a qua uno dice un po' strano ma comprensibile. Il problema è che questi gigantissimi pannelli servono anche per coprire la vista del carcere di Bollate dall'area Expo, che obiettivamente dovrebbe far riflettere, ma non tanto per i 2 milioni di euro, chi se ne frega, costassero pure 10 euro. È proprio un po' la cultura, diciamo così, di base di un paese mezzo civile che dovrebbe ribellarsi di fronte al concetto di non far vedere un'istituzione perché altrimenti ne va della economia, del turismo, non so di che cosa. Questo era un po' il caso, insomma, non voglio fare cattiva pubblicità a Milano, certo che è un caso, come sempre, molto importante. No, la provocazione è questa: o dimostriamo che la pena di morte e l'ergastolo sono entrambi da eliminare, o se no io devo uscire da Nessuno tocchi Caino. Perché dove si toglie la pena di morte si aumenta in modo smisurato la pena dell'ergastolo. È incredibile come, dati alla mano, a cominciare dagli Stati Uniti, c'è un trend abolizionista per quanto riguarda la pena di morte, ma questo vuol dire incremento a dismisura della pena dell'ergastolo. Che gli stati abolizionisti, l'esempio la Bulgaria in Europa, tolgono la pena di morte e non si limitano nemmeno a prevedere il life imprisonment, l'ergastolo semplice, ma introducono il life imprisonment without parole, ossia senza la possibilità di fare domanda dopo tanti anni per la liberazione condizionale.
Il che è davvero un rischio. Il punto è che nessuno tocchi Caino chiaramente ha tutti i motivi di andare avanti a vivere tranquillamente, perché è coerentemente contro la pena di morte e l'ergastolo. Del resto io sono un costituzionalista e mi sono letto i dibattiti altissimi dei nostri costituenti, molti dei quali lo sapete che insomma, le carceri sapevano bene cosa erano, per quello che noi abbiamo questo articolo 27 della Costituzione come pochi al mondo. La Costituzione italiana è una di quelle al mondo con più disposizioni nella materia penali. Pensate alla Germania, che ha avuto il nazismo, di solito si rifà solo alla dignità umana. Noi abbiamo la Costituzione piena di principi fondamentali che riguardano la pena. Perché? Perché molti nostri costituenti sono stati in carcere. Dicevo, la riflessione banale che vi ho fatto sull'abolizione di entrambe fu fatta da Palmiro Togliatti, che era tutto sommato favorevole alla pena di morte in tempo di guerra, ma disse esplicitamente: ma se noi la togliamo dalla Costituzione, la pena di morte, allora dobbiamo anche seriamente riflettere se mantenere o meno l'ergastolo. Ergastolo che venne definito da un altro autorevole costituente una vergogna inimmaginabile, ed era Aldo Moro, e io ho avuto il piacere di conoscere molto bene Agnese Moro e non ha cambiato idea quella famiglia, conferma la vergogna inimmaginabile. Chiaramente se lo dice Agnese Moro ha una fortissima importanza. Non ne abbiamo tempo, ma la questione del ruolo delle vittime del reato a me, padre Bertagna lo sa bene, lascia un po' perplesso. Agnese Moro è una vittima di un reato, è parente di una vittima di un reato ed è contro l'ergastolo. Perché enfatizzo, ma non ci torno, non ne abbiamo tempo? Perché ancora una volta i dati lo dimostrano, il paese nel quale al mondo si dà maggiore importanza al ruolo delle vittime e dei loro parenti all'interno del processo e più in generale della materia penale è il paese che ha ancora la pena di morte e ricorre all'ergastolo in modo smisurato, gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, se succede un reato particolarmente importante, pensate a quel ragazzo, tra l'altro era un dottorando, che a un certo punto vestito da Batman è entrato nel museo e ha fatto una strage. Io ho sentito con i miei occhi il procuratore incaricato dell'indagine, al quale hanno chiesto: cosa volete fare? Chiederete la pena di morte? Lui ha detto: mi consulterò con i parenti delle vittime. Questa introduzione dirompente del ruolo delle vittime, secondo me, è il nuovo tema del futuro per noi europei, che abbiamo dei sistemi penali reocentrici, indubbiamente. Il codice penale e la Costituzione sono reocentrici, cioè incardinati a tutelare i diritti del detenuto, del reo, non della vittima, il che non vuol dire, badate, lasciarle da soli, vuol dire dare soldi, sostegno psicologico, sostegno finanziario, ma stiamo attenti ad entrare in quel percorso di ascoltare all'interno del processo penale e dare loro maggiore importanza alle vittime di un reato, perché rischia di portarci chissà dove. Ed è una cosa che purtroppo avviene in via di fatto. Lo fa il Presidente della Repubblica quando deve concedere la grazia, sentire i parenti delle vittime, e purtroppo lo fanno anche alcuni tribunali di sorveglianza, che per legge devono guardare solo al sicuro ravvedimento della persona. Ma poi in un modo o nell'altro la questione dei parenti delle vittime entra anche nei loro giudizi. Ma questa era solo, come dire, una premessa introduttiva. Per vedere un po' a che punto siamo nel mondo sulla pena dell'ergastolo, vi faccio uno stacco fondamentale per comprenderlo, a che punto siamo arrivati. Tutti conoscete il processo di Norimberga, soprattutto il primo processo, quello simbolicamente più importante, quello ai gerarchi nazisti. Ebbene, a Norimberga si diedero 19 condanne, 12 delle quali capitali. Quindi la stragrande maggioranza delle condanne date a Norimberga erano capitali. 12 capitali, 3 all'ergastolo e 4 a pene detentive variamente lunghe. Fate un passo in avanti, arrivate allo Statuto della Corte Penale Internazionale che vieta la pena di morte. Quindi non c'è dubbio che
è vero, la giustizia penale internazionale lascia sempre un po' perplessi perché incorpora una contraddizione ineliminabile. Da una parte spinge a un diritto penale forte, se non prevediamo la pena di morte o la massima pena per i crimini contro l'umanità, quali altri crimini giustificano la pena di morte? Dall'altro lato però la giustizia penale internazionale ci insegna che il suo scopo è anche quello di diffondere una maggiore cultura dei diritti fondamentali, anche di documentare storicamente le atrocità commesse su alcuni territori. Ho letto per caso che gli scaffali nei quali sono depositate le memorie presentate a Norimberga sono, se fossero aperte, lunghe 8 chilometri. Quindi la giustizia penale internazionale ha anche altri compiti, ma questa contraddizione probabilmente è ineliminabile. Sta di fatto che lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale una cosa ci dice: la pena di morte non è più possibile. A mio modo di vedere, lo Statuto della Corte Penale Internazionale non è importante solo per questo, ma anche per un altro aspetto. L'ergastolo è previsto. Tuttavia, si dice che la Corte può prevedere solo un tipo di ergastolo, quello che permette, dopo 25 anni, la revisione della sentenza. L'articolo della Corte Penale Internazionale è inequivocabile, dice la Corte shall review, cioè deve rivedere dopo 25 anni la sentenza. Quale ergastolo non si può dare? L'ergastolo senza possibilità di accedere alla condizionale, che è invece una pratica davvero incredibile negli Stati Uniti. L'abbiamo già ricordato altre volte, l'ha ricordato prima Elisabetta. Negli Stati Uniti, in carcere, quindi fisicamente in carcere, non controllati dal governo fuori dal carcere, ma dentro nelle carceri ci sono 2.300.000 persone. Incredibile il dato, hai ragione tu. Ci sono più detenuti negli Stati Uniti, nonostante la popolazione statunitense è 4 volte quella della Cina. Com'è possibile? 4 volte meno quella della Cina, è incredibile. Di questi 2.300.000 persone, negli Stati Uniti 130.000 sono all'ergastolo, dei quali 30.000 a life without parole. Vuol dire che per 30.000 esseri umani, oggi, negli Stati Uniti, l'unica possibilità di uscire non morti dal carcere è la grazia ricevuta dai governatori o, nel caso di reato federale, dal Presidente degli Stati Uniti. Secondo voi quanti governatori graziano queste persone che sono indubbiamente autori di crimini, di delitti ripugnanti? Zero. Gli Stati Uniti sono un paese in perenne campagna elettorale, sia a livello federale che a livello statale, ci sono sempre elezioni e quindi c'è sempre un buon motivo per non dare la grazia. Ciò nello Statuto della Corte Penale Internazionale non è possibile ed è indicativo, perché non esiste un'ipotetica scala di gravità dei reati, ogni reato è grave in sé, ma se noi riuscissimo mai ad immaginare il crimine più grave in assoluto, ci mettiamo quelli di competenza della giustizia penale internazionale, i crimini contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra. Anche per questi reati non è previsto l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. Ora, noi abbiamo aggiunto settimana scorsa come reato ostativo l'associazione mafiosa in materia di scambio elettorale. E guardate che l'ergastolo ostativo è vero, non è un ergastolo senza possibilità di accedere alla condizionale, ma io sfido a dimostrare che di fatto non è questo che si produce. Molti di voi sono cose note, le sanno. Cosa vuol dire ergastolo ostativo in Italia? Vuol dire che tu hai commesso un reato particolarmente importante, particolarmente duro, verso il quale lo Stato non si può permettere di rimanere indifferente. E allora ti condanno al massimo della pena, l'ergastolo, e ti dico che puoi accedere, come tutti gli altri ergastolani, alla domanda di liberazione condizionale, ma lo puoi fare solo se collabori con la giustizia.
Ci sono qua autorevoli persone che vivono quotidianamente dentro il carcere, lo sanno meglio di me. Di fatto, se lo Stato è incapace di proteggere i familiari di queste persone non collaboreranno mai con la giustizia, perché hanno troppa paura che la loro collaborazione vada a detrimento di familiari molto vicini a loro, che in un modo o nell'altro sono riusciti a ricostruirsi una vita, che se loro collaborassero, forse, rientrerebbero in un sistema di protezione testimoni, che vuol dire cambiare identità, cambiare paese, vuol dire vivere ancora una volta ripartendo da capo. Queste persone hanno paura e quindi non collaborano. Di fatto, si può dire che anche oggi in Italia esiste un sistema molto simile a quello previsto, dove le persone di fatto marciscono in cella fino alla morte. La nostra Corte Costituzionale è convinta che basta la scelta data al condannato. La nostra Corte dice: ma io non ti ho escluso dalla misura alternativa della condizionale, sei tu che scegli di non collaborare. Vedremo, i giudici sono 15, non è che ci vuole tanto a fare i conti, non so quanti sono contrari all'ergastolo, però questo meccanismo dell'ergastolo stativo non c'entra niente con l'essere contrario o meno all'ergastolo, è veramente un sistema che rasenta, si diceva giustamente, se non la tortura, sicuramente la delazione. In un contesto più complessivo come quello di Strasburgo, dove i giudici di Strasburgo hanno nel 2013 rivoluzionato la loro giurisprudenza in materia di ergastolo, perché nel 2013 per la prima volta hanno dichiarato contrario all'articolo 3, quindi un trattamento inumano degradante, l'ergastolo presente nel Regno Unito, nel caso Winter, dove di fatto si dava l'ergastolo senza alcun limite dopo il quale poter chiedere la condizionale, e l'unica possibilità in capo al condannato era la scarcerazione anticipata che poteva dare per tutti i detenuti il ministro degli interni. La Corte non c'è cascata perché è andata a vedere chiaramente quali sono i motivi che possono condurre il ministro a scarcerare anticipatamente, e sono cose di questo tipo: meno di 3 mesi alla morte, paralisi completa che impedisce di camminare e ovviamente rischio di recidiva minimo. Non so come possa recidivare una persona a 3 mesi dalla morte su una carrozzina, non lo so. La Corte non si è fatta fregare, gli ha detto: questo non è un right to hope, non è un diritto di sperare, tutti devono avere il diritto di sperare. Perché, dice la Corte? Perché se io entro in carcere e l'unico modo per uscirne vivo è sperare di ammalarmi talmente tanto, io non so come comportarmi in carcere. Capite il ragionamento della Corte? Quando uno entra in carcere può anche darsi che possa chiedere la condizionale dopo 40 anni, però io so che per avere una speranza mi devo comportare in un certo modo, perché poi il magistrato valuterà il mio sicuro ravvedimento. Devo comportarmi in un modo. Ma se il sistema non prevede questo, io detenuto, che mi comporti bene, che mi comporti male, non cambia niente. Tanto dipende dal mio stato di salute. Allora ecco perché non dobbiamo meravigliarci di così tanti suicidi, ma soprattutto atti di autolesionismo in carcere. Non è una cosa che venga da sé. Dopo il caso Winter, la Corte di Strasburgo, davvero non si è più fermata. Ha dichiarato contrario all'articolo 3 l'estradizione verso gli Stati Uniti con il rischio di essere condannato a life without parole, coerentemente, il caso Trabelsi. È arrivato poi il caso Öcalan. In Turchia Öcalan gli avevano dato l'ergastolo senza condizionale, il governo turco va davanti alla Corte e dice: vabbè, ma hai fatto togliere la pena di morte, cosa vuoi che dia a Öcalan? 20 anni? No, fammi dare il massimo della pena previsto, l'ergastolo senza condizionale. Dichiarato contrario
all'articolo 3 anche quello, e alla fine anche in ultimo caso, un caso riguardante due nomi impronunciabili bulgari comunque, anche in Bulgaria, tolta la pena di morte, hanno messo l'ergastolo di due tipi, normale e senza condizionale. Due persone hanno fatto ricorso in tutti i gradi interni fino a poi arrivare alla Corte di Strasburgo, che ha detto il sistema bulgaro viola l'articolo 3. Quindi noi italiani abbiamo molto su cui riflettere, perché per fortuna, lo so che Strasburgo non è il paradiso, ma per fortuna viviamo in un contesto dove ci sono giudici, magistrati, persone che veramente sanno di quello di cui si parla. Chiudo veramente. Quando, non vorrei dire una cosa sbagliata, l'Italia in sede di ONU stava portando avanti la moratoria universale, non poteva ad un certo punto più permettersi di avere l'eccezione per i tempi di guerra in Costituzione. Noi avevamo in Costituzione, lo sapete, l'eccezione della pena di morte in tempo di guerra, però avevamo anche l'Italia capofila della battaglia per la moratoria universale. Ci si è domandati dov'è la credibilità internazionale di un paese che professa la moratoria nel mondo e poi al proprio interno ha ancora la pena di morte pur se in tempo di guerra. Abbiamo riformato la Costituzione, abbiamo tolto ogni possibilità. Mi domando, un paese come il nostro, che nel mondo, e lo dimostrano le conferenze diplomatiche, tra cui quella che ha condotto all'approvazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, va in giro a dire no alla pena di morte, no all'ergastolo senza condizionale, abbiamo visto non c'è può permettersi al proprio interno di aumentare continuamente i limiti edittali di pena, di mettere al carcere duro persone senza che ci sia veramente lo scopo pur barbaro del carcere duro, e di avere un numero di ergastolani che nel giro di 24 anni è passato da 300 casi nel 1990 a 1580. Dov'è la credibilità internazionale di un paese che professa una cosa all'estero e al proprio interno fa esattamente il contrario? Dal mio punto di vista, e questo è il contributo piccolissimo che posso dare, non è un problema politico, è un problema costituzionale. Grazie. Credo che sia un ottimo passaggio per il dottor Vittorio Boraccetti, magistrato e a parte anche del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato magistrato qui a Padova, a Venezia, e conosce molto bene anche la nostra realtà. Credo che sia importante anche riflettere sulle contraddizioni del nostro Paese, no? Che alla fine vuole delle condanne esemplari, però poi fa fatica a garantire l'applicazione della pena e la certezza della pena. Ci sono tanti temi di cui evidentemente possiamo e su cui dobbiamo riflettere come Paese. Sì, intanto buonasera, grazie, sono lieto di essere qui in questa compagnia e di poter portare il mio contributo su questo tema. Non è la prima volta che ho l'occasione di partecipare alle iniziative di questo genere. Molte cose sono già state dette, quindi mi limito a fare qualche piccola osservazione rapida. Innanzitutto qualche precisazione sulla questione del cosiddetto ergastolo ostativo. In realtà tutto nasce da una modifica che è stata fatta nel 2002 e che ha previsto che le persone condannate, ma anche imputate per la verità, di alcuni gravi reati, prevalentemente di terrorismo e di criminalità organizzata, ma poi per esigenze essenzialmente di tipo propagandistico, a questo catalogo di delitti gravi si sono aggiunti delitti altrettanto gravi, ma per cui non esisteva una seria ragione di impedire l'accesso ai benefici penitenziari, perché il punto è questo: per chi è condannato per questi gravi reati c'è un catalogo che è previsto dal primo comma dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, vige il divieto di
accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, che è un istituto previsto dal Codice Penale, che è quello che consente sostanzialmente anche ai condannati per l'ergastolo di uscire dopo i 26 anni di cui si parlava prima. In realtà che cosa succede? Non è che per tutti questi gravi reati sia previsto l'ergastolo, sono previste, per esempio, mi permetto di correggere il professor Galliani, lo scambio elettorale politico-mafioso non è punito con l'ergastolo, quindi non è che lo scambio elettorale politico-mafioso comporti l'ergastolo, così come tutta una serie di delitti per cui sono impediti i benefici penitenziari. Il fatto è che quando in relazione a questi delitti avviene essenzialmente per l'omicidio e per il sequestro di estorsione seguito dalla soppressione della persona sequestrata, in questi casi si applica l'ergastolo. Se le persone che hanno commesso questi reati per cui si applica l'ergastolo non collaborano con la giustizia, sono destinati sostanzialmente a non usufruire dei benefici penitenziari, a non accedere alla liberazione condizionale e quindi sono destinati al fine pena mai. A meno che, ed è il caso del Gastolano di cui si citava Musumeci, i giudici non riconoscano, i tribunali di sorveglianza, da ultimo, ma anche durante la fase della cognizione può avvedere questo, a meno che non si riconosca l'inutilità o la impossibilità della collaborazione. Dicevo, questa è una introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina che si fa nel 2002. Ecco perché i condannati all'ergastolo per reati di terrorismo legati alla stagione triste dei cosiddetti anni di piombo sono sostanzialmente tutti usciti, anche i condannati all'ergastolo. Quindi il problema è quella norma del 2002. Prima, no, è così. Ma insomma c'è gente a 22 anni in carcere duro. No, comunque stavo però aggiungendo un'altra cosa. La disciplina precedente, no, lei ha ragione, ma la disciplina precedente prevedeva che però per accedere a questi benefici fosse necessaria la prova dell'assenza di legami con la criminalità organizzata, che è una cosa un po' diversa. Io non sto difendendo nessun tipo di disciplina, sto semplicemente chiarendo quali sono i termini della questione. Quindi oggi questo problema è dato dal fatto di una riforma effettuata nel 2002 che quantomeno era meno vessatoria e meno, non dico più accettabile, ma insomma meno vessatoria, ritorno sui termini che ho usato. Naturalmente se uno sta nella prospettiva in cui mi ritrovo totalmente, della necessità di superare la pena dell'ergastolo. La cosa a mio avviso ancora più grave è che se in qualche modo la previsione di un tale regime di massima severità per i condannati per reati di criminalità organizzata nelle sue varie forme ha una sua plausibilità, è del tutto fuori luogo l'estensione di questa disciplina più severa a delitti certamente molto gravi, ma che non sono di per sé espressione di criminalità organizzata. Per esempio, lo stesso gravissimo reato di violenza sessuale di gruppo non si vede perché debba essere stato inserito nel catalogo dei delitti che non consente l'accesso ai benefici penitenziari se non in presenza di una collaborazione con l'autorità giudiziaria. Detto questo, e non ho niente da aggiungere a quello che è già stato detto, alla critica che è stata fatta, voglio però richiamare
un contesto che sta all'origine di questa disciplina, anche di quella precedente del 2002, e che sta all'origine anche della disciplina del 41 bis. Che cos'è l'istituto del 41 bis, il cosiddetto carcere duro? Anche qui impropriamente esteso a persone condannate per reati gravi ma che non hanno niente a che fare con la criminalità organizzata. Qual è lo scopo del 41 bis che consiste in un regime carcerario differenziato, ma differenziato in modo che non infondatamente viene considerato abbastanza prossimo al trattamento inumano, se non proprio trattamento inumano, nonostante gli interventi della Corte Costituzionale che hanno in qualche misura rimosso gli aspetti più pesanti. La ragione sta nell'impedire i contatti tra i capi delle organizzazioni criminali e gli affiliati alle organizzazioni criminali. Molti capi sono stati nel corso degli anni individuati, condannati, portati in carcere, ma le organizzazioni criminali hanno continuato ad esistere. Il 41 bis nasce proprio da un'esperienza diretta, nel senso che molti dei capi delle organizzazioni criminali continuavano ad esercitare il proprio potere anche all'interno del carcere, e dall'interno del carcere dirigevano le organizzazioni criminali esterne. Questa è stata la ragione dell'introduzione del 41 bis, istituto che personalmente io critico, come è stato anche criticato. E però bisogna contestualizzarlo, come bisogna contestualizzare il fatto che il nostro Paese continua ad avere a che fare con 3 organizzazioni criminali pesantissime per gli effetti negativi che hanno sulla nostra convivenza civile, sulla nostra convivenza sociale, sull'economia e su tutto quello che c'è. Cioè questo è un problema che l'Italia ha, a differenza per esempio di altri paesi dell'Unione Europea. Vuol dire giustificare l'ergastolo ostativo, vuol dire giustificare il 41 bis? Assolutamente no, almeno da parte mia. Però ricordando che esiste questo problema e che quindi forse bisogna arrivare a capire che se vogliamo mantenere all'intervento repressivo penale i caratteri dello Stato di diritto, dobbiamo anche pensare che l'intervento repressivo penale non può essere risolutivo di molti gravi problemi che affliggono la nostra convivenza sociale. Allora, quello che può essere utile stasera e che voglio fare come osservazione conclusiva è di collegare questa questione ergastolo ostativo, 41 bis, di cui si è detto, alla questione più generale della giustizia penale nel nostro Paese e alla questione più generale del diritto penale. Non senza aver ricordato prima, e come premessa anche di questo ragionamento sulla giustizia penale, sul diritto penale, che il fondamento del no alla pena di morte e il fondamento del no anche all'ergastolo vengono, per quanto ci riguarda, da principi costituzionali specifici, l'articolo 27, ma vengono prima di tutto dall'articolo 2 della Costituzione sul riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, che la Costituzione non fonda ma riconosce. Prima si diceva, non mi ricordo più, forse nella stessa introduzione, che si commettono arbitri in taluni ordinamenti in nome della legge. Io credo che questa sia una concezione da respingere. Non si possono commettere arbitri in nome del diritto se fondiamo il diritto soprattutto sul riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti umani, ma non su postulati, con tutto il rispetto
ideali o non soltanto su postulati di tipo ideale o religioso, ma su postulati pesanti di diritto positivo che sono le dichiarazioni universali dei diritti umani. Non lo devo dire io qui in una cosa organizzata dal Centro di Ateneo dei diritti umani, che sono la nostra Costituzione, l'articolo 2 innanzitutto. Da lì nasce tutto quello che possiamo dire sul no alla pena di morte e sul no anche all'ergastolo. Poi viene l'articolo 27 e anche qui c'è una gerarchia. Prima di tutto la pena non può essere contrastante con la dignità umana, dopo viene la finalità rieducativa, come chance offerta alla persona condannata, come chance, non come obbligo. E qui si apre un problema. Qui non possiamo stare soltanto sul piano delle affermazioni ideali. Rieducazione, finalità rieducativa e modalità di detenzione compatibile con la dignità umana significa mettere in campo risorse. E siccome le risorse non sono senza fine, significa delimitare il campo il più stretto possibile in cui usiamo il carcere come pena. Perché se questo è delimitato al massimo, noi possiamo allora fare ragionamenti seri sulla finalità rieducativa, ma se il carcere è, come è nel nostro ordinamento oggi, la pena normale, questo discorso è irrealistico. Ed è un discorso in controtendenza oggi, perché tutte le pulsioni securitarie vengono sollecitate con la proposta quotidiana di nuovi reati e di nuove pene. Ma è un discorso da tenere vivo e da fare in continuazione. Dobbiamo ridurre l'area del diritto penale, ridurre soprattutto l'area del carcere, laddove proprio non possiamo farne a meno. E credo che quest'area possa essere individuata in termini molto ridotti, molto ridotti. E allora tutto il resto sulla rieducazione si può fare. E allora qui c'è un amplissimo campo, per esempio, per la giustizia riparativa, che secondo me è uno dei terreni da esplorare e da percorrere. Credo che tutto questo abbia oggi, ripeto, difficoltà di essere inteso e tradotto soprattutto in iniziativa politica. Ma noi almeno dobbiamo dire che le cose stanno in questi termini. Tutte le cose si tengono. La riduzione del diritto penale è strettamente legata si collega strettamente alle questioni di cui abbiamo parlato stasera. Così come pure si collega, e ho finito qui, la questione a cui accennavo anche di non fare dell'intervento repressivo penale l'intervento centrale per ricostituire legalità, per ricostituire un assetto, la primazia del diritto. L'Italia è afflitta da molti mali. Prima ricordavo la criminalità organizzata, voglio aggiungere la corruzione devastante e pervasiva. L'intervento repressivo, io credo, d'altra parte il mio mestiere è stato questo per 47 anni, difficilmente posso pensare un'altra cosa. L'intervento repressivo è necessario, purché all'interno dei principi dello Stato di diritto. Però è un'illusione credere che la battaglia contro la mafia, la battaglia contro la criminalità organizzata la vincano i giudici e la vinca la polizia, la vincano i carabinieri con i 41 bis e gli ergastoli. Rita Bernardini, segretaria dei Radicali Italiani, in questo momento sta in sciopero della fame per portare ancora una volta all'attenzione pubblica questi temi. La domanda che voglio fargli è questa: tutto quello che abbiamo detto, comprese le ultime parole del dottor Boraccetti che ci parlava delle misure alternative oppure sociali della pena, ha cittadinanza nel nostro Paese, nel nostro Parlamento in cui le leggi si fanno? Cominciamo con una informazione che non è conosciuta da tutti. Il governo ha fatto scadere la delega su quella
pena alternativa della detenzione domiciliare che poteva essere comminata come pena principale. Quindi grandi dibattiti su questo, ma adesso siamo in campagna elettorale e quindi di questo evidentemente si può fare a meno. Ma il dottor Boraccetti, concludendo il suo intervento, ha detto dobbiamo dire. Dobbiamo dire dove? Qui all'Università di Padova? Per le decine di migliaia o centinaia di migliaia di ascoltatori di Radio Radicale? Perché sui grandi mass media non si parla di questi temi, non si dibatte, non c'è confronto. Stamattina in un'intervista che ho fatto a Gold 7 ricordavo una cosa che avrebbe dovuto scatenare in questo momento un grande dibattito nel Paese. E qual è? La Direzione Nazionale Antimafia nella relazione annuale di quest'anno si è pronunciata espressamente per la legalizzazione delle sostanze stupefacenti leggere, portando dei dati, dicendo che nel nostro Paese il fenomeno è talmente diffuso, riguarda almeno 5 milioni di persone, e cioè a livello del consumo dell'alcol e del tabacco, e che lo Stato non è assolutamente in grado, dobbiamo dire, cioè, la parola che hanno scritto è fallimento della repressione di questo fenomeno. Noi non siamo in grado di reprimerlo. Non solo, ma ha sottolineato il dato, perché poi la criminalità organizzata è organizzata perché trae lucro da certi reati, e il proibizionismo diciamo che forse è al primo posto per i guadagni che fa la criminalità organizzata, e hanno fatto presente in questa relazione annuale, guardate, io sono riuscita a farla pubblicare solamente sul Garantista, che vi ha dedicato 2 paginone, ma se vado a qualsiasi convegno, anche con esperti, sono andata, per dire, ho incontrato direttori di carceri, magistrati di sorveglianza, nessuno sa che è uscito, eppure la Direzione Nazionale Antimafia mi pare che venga portata in un palmo di mano, cioè quello che dice, che analizza, è tenuto molto in considerazione. Silenzio totale. E allora dove si parla, dove si può parlare di questi argomenti in Italia? Io credo che a Gold 7 Gold. 7 Gold, sicuramente sì. Faccio un po' di pubblicità. Mercoledì mattina 1 ora di trasmissione su questo tema. Perfetto. Ma anche questo richiederebbe che cosa? Il confronto, il dibattito, perché il pubblico, la massa del pubblico televisivo può farsi un'opinione solamente se c'è il confronto, che possibilmente non sia la rissa, fra l'altro spesso ormai diventata sgradevole, il confronto di opinioni diverse. E allora, esaminando un tema come l'ergastolo, io credo che sarebbe importante sentire e quindi agevolare il formarsi di un'opinione da parte dei cittadini. Noi stiamo facendo oggi a Parigi, presso il Senato francese, Marco Pannella e Matteo Angioli stanno presentando il rapporto di Bruxelles 1. Voi direte, ma che è Bruxelles 1? Beh, è tutto basato sul diritto alla conoscenza che si contrappone
alla ragion di Stato, alla ragion di partito. E il tutto parte, questa intuizione che vuole portare a codificare in sede ONU come diritto umano fondamentale il diritto alla conoscenza, tutto è nato con la menzogna attraverso la quale Bush, Blair, eccetera, hanno scatenato la guerra in Iraq sulla base di menzogne. Lì il cittadino non era in grado di farsi un'opinione, di capire che cosa stava accadendo, perché il tutto era basato proprio sulla menzogna di Stato. Allora, diritto alla conoscenza significa, noi per esempio, noi radicali abbiamo promosso il referendum sull'ergastolo, per l'abrogazione dell'ergastolo, pensate, nel lontano 1977. Io già c'ero perché ho cominciato da piccola ad occuparmi di queste cose come militante tavolinara, è lì che ho imparato moltissime cose, proprio le fondamenta, stando al tavolo in confronto con le persone alle quali si sottoponeva di firmare o no un referendum. E quel referendum lo perdemmo, eravamo consci che probabilmente non ce l'avremmo fatta, però lì ci fu un fatto gravissimo, che il Partito Comunista di allora, che era teoricamente contrario all'ergastolo, in realtà si mosse in tutt'altra direzione, per cui poi alla fine, cioè si imbavagliò praticamente. Poi erano gli anni del terrorismo, c'era la legge Reale, poi fu fatta la legge Cossiga, per cui c'era questo terrore, no? Se tu abroghi la legge Reale usciranno con Cutelli, Vallanzasca, cosa che non era assolutamente vera, ma che veniva detta in televisione. Noi avevamo l'1%, quindi ci facevano parlare per l'1%, poi tutto il resto era altro tipo di propaganda. Però siamo ritornati e ci abbiamo riflettuto molto. Nel 2013 noi abbiamo riproposto il referendum di abrogazione dell'ergastolo e devo dire che qui abbiamo avuto contro anche alcuni ergastolani che avevano il timore, dice no, perché se andiamo a fare questo referendum lo perdiamo e quindi poi perdiamo su tutto il fronte. Beh, ma così è persa. Nell'attualità di oggi è già persa la battaglia e quello avrebbe invece il raggiungimento di quelle firme che non riuscimmo a raccogliere, che poi erano anche su altri referendum sulla giustizia e sui diritti umani fondamentali, avrebbe dedicato a questo tema, al significato dell'abolizione dell'ergastolo, almeno quei dibattiti che sono obbligati a fare, molto pochi devo dire, la par condicio sui referendum, ma insomma non ce l'abbiamo fatta anche per il mancato sostegno soprattutto da parte dei mezzi di informazione. Però allora, diritto alla conoscenza, io credo che sia fondamentale per fare qualsiasi tipo di battaglia politica, altrimenti di che cosa parliamo? Vedete, noi abbiamo fatto nella nostra storia, piccoli come siamo, e io vi dico, e lo voglio dire per chiarezza, con chi è qui in questa sala o ci ascolta attraverso Radio Radicale, non è che siamo abbonati a vivere come forza politica, come partito radicale e gli altri soggetti a vivere all'infinito. Si può anche morire per mancanza di forze, per mancanza di risorse, per mancanza di energie. E credo che ci troviamo molto vicini a questo punto. Il mio sciopero della fame, io mi sto rivolgendo al governo, al Parlamento, a Renzi e a Orlando, che è il ministro della giustizia,
diciamo con umiltà, perché in fondo non è che vado lì e organizzo una manifestazione con le pietre, perché magari uscirei su qualche mezzo di informazione se buttassi una pietra verso Palazzo Chigi. Perché? Perché io non voglio, così come Marco Pannella quando fa le sue iniziative, non vogliamo che il potere faccia quello di cui non è convinto, ma che il potere esamini veramente la situazione e abbia il coraggio di dire se sta agendo nella direzione voluta, per esempio, dalla nostra legge fondamentale, che è la Costituzione. Noi abbiamo coniato lo slogan Amnistia per la Repubblica, che ha una certa di ambiguità, cioè attraverso l'amnistia e l'indulto in realtà noi salviamo la nostra Repubblica, lo Stato di diritto e il rispetto della legge, perché noi abbiamo uno Stato fuori legge. Prima si parlava di 41 bis. Allora, voi mi spiegate che senso ha, se non propagandistico, tenere Bernardo Provenzano al 41 bis? Bernardo Provenzano è stato dichiarato da 3 procure della Repubblica incapace di intendere e di volere, tant'è vero che non viene più chiamato a giudizio. Incapace di intendere e di volere, è immobilizzato in un letto, non si muove, viene alimentato artificialmente perché non è in grado nemmeno di alimentarsi. E allora uno Stato che ha bisogno di tenerlo al 41 bis per impedire che un uomo in quelle condizioni dia ordini ai suoi sottoposti della criminalità organizzata, ma è uno Stato che dimostra tutta la sua debolezza. Poco più di un anno fa è venuta qui una delegazione dell'ONU proprio sui diritti umani e ha parlato proprio di questo. Ma come? Ancora in Italia, cioè torniamo dopo 3 anni e ancora troviamo che c'è il 41 bis che doveva essere una misura temporanea nell'emergenza degli assassini di Borsellino, Falcone, eccetera, doveva essere una misura di emergenza, adesso la vedo stabilizzata e sempre più forte nell'ordinamento. E noi non ci siamo vergognati come Italia, dico, per niente, no? Quelli sono venuti, infatti non sono passati su alcun mezzo di informazione, perché poi succede questo, succede che se la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, dice certe cose, non passa da nessuna parte, mentre per le altre dichiarazioni passa, gli fanno i titoloni, va nei telegiornali, i politici se ne servono. Ma di questo silenzio assoluto. E allora io credo che il nodo centrale sia proprio il diritto alla conoscenza e così come accadde, è stato ricordato un po' da tutti, ma in particolare il professor Galliani ha ricordato l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale. Lì credo che come radicali abbiamo dato una spinta proprio militante, politica, enorme. Eppure quanti eravamo? Poche migliaia in tutto il mondo. Eppure ce l'abbiamo fatta, proprio con la testardaggine, così come la cosa di nessuno tocchi Caino, con la ragionevolezza, non di voler raggiungere tutto subito, ma di raggiungere quelle cose che sono imprescindibili per qualificare sia il diritto internazionale sia il nostro diritto interno. Ci sono molte cose da dire perché, vedete, io dico amnistia e indulto, giustamente è stato detto il funzionamento della giustizia penale, così come quello della giustizia civile. Cioè,
credo che il dottor Boraccetti possa dire che siamo al disastro completo, quasi. Beh, noi siamo condannati da 30 anni, non è successo recentemente, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, cioè per l'irragionevole durata dei processi. E 30 anni di condanne non hanno fatto migliorare di 1 millimetro la situazione, anzi via via, adesso grazie, e di questo glielo do atto, al lavoro che sta facendo Mario Barbuto, finalmente, perché il Ministro ha fatto la sua relazione annuale e non ha detto niente. Grazie a Barbuto siamo riusciti a sapere con una parte di stime, perché non è possibile fare il conto preciso, quanti sono i procedimenti penali pendenti. Sono 4.660.000, che uniti agli altri 5.300.000, insomma, fanno di questo Paese un disastro, dove la giustizia evidentemente che è quella che definisce anche il rapporto di fiducia fra lo Stato e il cittadino, che è allo sfascio più completo. E d'altra parte, quando noi abbiamo uno Stato che non rispetta, perché io capisco che ci può essere un momento, ti becco e sei condannato per un fatto, per dei fatti, ma quando la cosa è sistematica, come è accaduto per le carceri e come è accaduto per l'irragionevole durata dei processi, tanto che il Presidente della Repubblica Napolitano ha dovuto fare il messaggio alle Camere. Cioè, quando c'è questo tipo di comportamento da parte dello Stato, cioè, che deve fare lo Stato? Deve rieducare? Cioè, come si sente il detenuto di fronte a questa autorità, lo Stato, che viola la sua stessa legalità? In quello stato di degrado umano e civile in cui vengono tenuti i detenuti. E allora io credo che questa dovrebbe essere la riflessione. Allora, abbiamo detto poco fa che è accaduto, il governo non ha esercitato la delega. Abbiamo fatto, perché ce lo chiedeva la sentenza Torreggiani, l'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva finalmente i rimedi preventivi e risarcitori. Dopodiché la Torreggiani diceva devono essere effettivi. E non sono effettivi, perché stiamo, dai calcoli che sono stati fatti, all'1,5% delle domande, dei ricorsi che vengono presentati. Al sud e in buona parte del nord, insomma, diciamo che c'è una spaccatura. La maggior parte vengono o dichiarati inammissibili o respinti. E poi c'è una questione, credo, della quale si sta occupando il professor Galliani. E per gli ergastolani che succede? Che sconto di pena? Cioè, se un ergastolano ha subito la carcerazione che si è tradotta in trattamenti inumani e degradanti, non può accedere evidentemente allo sconto di pena, perché che cosa ti sconto? Sei condannato al fine pena mai, cioè un giorno ogni 10. E questa è una questione che evidentemente serve. Ma poi l'altra cosa, nella conversione del decreto sulla liberazione anticipata speciale, che era stata fatta per le condizioni inumane e degradanti, per il sovraffollamento, mi spiegate perché bisogna escludere quelli del 4 bis? Cioè, se c'è stato l'equivalente della tortura, e quelli siccome hanno il 4 bis sono meno torturati degli altri, oppure per loro si autorizza la tortura, io credo che ci sono degli elementi che vanno sicuramente contro la Costituzione. Per cui c'è molto da fare. Io la cosa che mi sento di dirvi, perché poi il carcere come rieducazione, cioè quando lavora il 20% dei detenuti e il 20% dei detenuti fa
poche ore al giorno per 2 mesi all'anno, vuol dire che non lavora nemmeno quel 20%. Quando i lavori qualificati, e qui c'è Ornella Favero, e loro fanno un lavoro splendido come Ristretti Orizzonti, proprio non solo come lavoro, ma anche come poi rieducazione, riflessione su quello, sul significato della pena. Quando in tutta Italia i detenuti che fanno un lavoro che può assomigliare a un lavoro spendibile poi fuori sono solamente 1.500 su 54.000, di che cosa parliamo? Di rieducazione. Eppure, se leggete l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, si trova scritto: è assicurato per i condannati è assicurato il lavoro. Non esiste, non c'è, ed è lo strumento di rieducazione più importante. Da questo punto di vista voglio portare sicuramente un elemento di fiducia. D'altra parte, chi fa un'azione non violenta la fa perché ha fiducia, perché altrimenti, se fosse disperato, non la farebbe, no? Che faccio? Sto tutta la vita senza mangiare, non ha significato, mi impicco e faccio prima. No, dicevo che l'elemento di fiducia dov'è? È che sembra che il nuovo capo dipartimento sia molto orientato sull'incrementare le possibilità di lavori veri in carcere. Però allora io dico che deve cominciare a dare risposte immediate a chi il lavoro già lo fa, come associazioni come Ristretti Orizzonti, come alcune cooperative, non tutte, ma alcune cooperative che lo fanno veramente, e agevolare la possibilità di ingresso. Poi a questa storia che il lavoro che si fa in carcere debba essere pagato esattamente come quello che si fa fuori, io sarò impopolare, sarò quello che vi pare, ma vi garantisco che il detenuto, anche con 500 euro al giorno, fa un percorso di riabilitazione ed è super felice, perché adesso con il trucco delle Mercedi prende 60 euro al giorno. Al mese? 500 al mese, scusate, no, perché sennò andrei a fare pure io. Siamo tutti lì. 500 euro al mese. E invece qui abbiamo subito i sindacati che si impennano e dicono no, perché se no gli fai fare i lavori forzati. A parte il fatto che è una scelta per il detenuto se farlo o non farlo, e vi garantisco che se c'è questa possibilità lo fanno tutti. E invece, per esempio, anche con la legge Smuraglia, era Ornella che ce lo segnalava, hanno aumentato gli sgravi fiscali per ogni detenuto, sono passati da 500 a 800 euro, forse adesso li hanno riabbassati, ma comunque l'hanno fatta in quel modo, cioè che l'impresa poteva guadagnare fino a 800 euro per ogni detenuto. Insomma, sono le cose che si fanno senza alcun dibattito, senza alcuna riflessione, senza alcun confronto e in più violando diritti umani fondamentali. Io la cosa che vi dico è che spero che vi iscriviate al Partito Radicale, a Nessuno Tocchi Caino, ai soggetti dell'area radicale, perché noi siamo molto vicini al punto in cui questa voce, anche quella di Radio Radicale, potrà non più giungervi. Poi noi ve l'abbiamo detto, non ci si meravigli che siamo spariti per consunzione e per mancanza di appoggio e di consenso. Spero che questo non accada. Grazie. Io mi auguro personalmente che da questo tempio del diritto, nella patria del diritto che è l'Italia, il tempio del diritto che è l'Università del Bo di Padova, possa levarsi una voce che renda coerente questo tempio di diritto con la sua Costituzione, cioè la legge deve essere coerente con se stessa, così come la patria della democrazia, così si autodefiniscono gli americani, siano coerenti con questo
concetto. Io devo dare un secondo la parola al professor Galliani, che è stato chiamato in causa più volte. Prima però voglio dire una cosa che non voglio dimenticare in questo incontro, perché vorrei che, non ne abbiamo mai parlato, in caso di errore giudiziario, può succedere anche questo, parlando di tutti questi temi. Allora, una notizia che ha colpito me, ha colpito tutti, la voglio ricordare perché non c'è mai giustizia per queste persone, no? George Stinney era troppo piccolo per sedersi sulla sedia elettrica e dovette sedersi su alcuni elenchi telefonici per consentire l'esecuzione, che avvenne tra gli applausi del presenti. Era il 1944, quando la segregazione razziale condizionava in modo assoluto l'andamento della giustizia. Ed oggi, 70 anni dopo, i giudici dicono: scusate, ci siamo sbagliati. Era innocente George Stinney, ucciso nel 1944 all'età di 14 anni. Io non lo volevo dimenticare. Prego, professore. Solo veramente una cosa velocissima. È più che mai opportuno su temi come questi non solo l'auspicato dibattito istituzionale soltanto per capirne un po' di più e poi ognuno si faccia le proprie idee, ma veramente mettere insieme il più possibile ognuno le proprie forze. I magistrati dovrebbero avere un po' più di coraggio, perché dal 74 non si solleva una questione nella Corte Costituzionale sull'articolo 22 del Codice Penale sull'ergastolo. È mai possibile che sono passati 40 anni? La Corte è già intervenuta. Fa niente, la Corte può cambiare tranquillamente idea se la si stimola, mi dichiara ogni anno inammissibile, irricevibile una questione, ma il fatto che non si sollevi, purtroppo, mi fa pensare che molti magistrati la pensano diversamente dall'autorevole opinione espressa. Quindi iniziative politiche, iniziative dei magistrati, non voglio dirlo ma lo dico lo stesso, ho conosciuto alcuni pubblici ministeri che non sapevano cos'era l'ergastolo ostativo, ve lo assicuro, non sto mentendo, a parte i docenti universitari, con quante persone ho parlato che non sapevano la realtà dell'ostativo. Quindi magistrati, iniziative politiche, università in questo hanno un ruolo fondamentale, ma purtroppo per essere realista, lo so che è un po' pessimista, penso che la questione dei carcerati se la risolveranno i carcerati. Domani nel silenzio più totale forse chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari, forse non tutto, ma buona parte della questione iniziò quando una detenuta, anzi una internata nel carcere di Pozzuoli, in un letto di contenimento con le manette, arse viva. Venne bruciata, morì viva in un incendio divampato in quell'ospedale psichiatrico che era a Pozzuoli e poi lo chiusero. Purtroppo dovrà venire dal carcere un qualche fortissimo segnale per farsi sentire, mettendo insieme tutte le iniziative che si riescono a fare dal di fuori, ma immagino che è proprio dal carcere che deve venire quel grido di sofferenza che chi ha insomma buona volontà ci fa sentire quotidianamente, ma si sente ancora troppo poco. E allora certo non mi auguro niente di questo, ma evidentemente realisticamente la classe politica potrà prendere atto di quante sono le condizioni del carcere solo se si ripresenteranno situazioni gravi. Lo so che non era il modo migliore per concludere, ma non abbiamo ancora concluso, andando contro il principio della ragionevole durata dei convegni, oltre che dei processi. No, voglio assolutamente chiedere se tra il pubblico c'è qualcuno che ha qualche necessità di chiarimento, una domanda particolare o vuole dire qualcosa. Quindi siamo oltre la ragionevole durata del convegno. Tra i relatori anche, non so se il dottor Boraccetti vuole aggiungere qualcos'altro. Ecco, scusi, prego. Venga pure qui perché non abbiamo altri. Tra l'altro parlando di emergenze, così per tanto Alessandro Tessari. Buongiorno. Deputato radicale, precedentemente deputato
Non sta a ricordare i miei trascorsi, e quando mi dicono come hai fatto a fare tanti anni in Parlamento, che meriti hai, è che sono uscito senza manette, questo è il mio unico merito, che di questi tempi è quasi pericoloso passare di là. E, a parte la battuta, ringrazio l'organizzazione Nessuno Tocchi Caino e l'università, perché questo è un tema tremendo. Però stiamo attenti che corriamo il rischio di fare supplizio di Tantalo, tutto questo sforzo per sensibilizzare, se poi basta un truculento omicidio e la cretina o il cretino di turno va col microfono davanti alla mamma dell'ucciso e dice: lei cosa lo voglio scuoiare vivo, lo voglio mangiare vivo. Ma non si può fare questo e pensare che milioni di persone dicono: c'è la pena di morte. Non basta, bisogna tagliarlo a fettine, perché questo è quello che sta montando. E se allarghiamo dal nostro paese, quello che sta succedendo nel bacino del Mediterraneo è una cosa drammatica, per cui il marocchino è già potenzialmente un criminale, un terrorista. Noi cominciamo a identificarlo. L'altra sera a tavola qui a Padova, in un contesto dove c'è la nobiltà padovana, un commensale diceva: bisogna cominciare ad armarsi perché a questi marocchini bisogna sparargli. E un altro commensale dice: ma allora cominciamo a spararci tra di noi, i marocchini sono qui in mezzo a noi, nelle nostre città, nei nostri paesi. Dov'è il nemico? Chi è il nemico? Voglio soltanto fare una considerazione. Sono molto d'accordo con te, Rita, se il sistema della disinformazione casca dall'alto, tutto questo ho l'impressione che diventa sterile, frustrante. E scusate se faccio anche una battuta, io sono preoccupato di questa perdita del ruolo anche della figura del magistrato. Noi continuiamo a far finta di credere che siamo tutti figli di Montesquieu, ma manco per sogno. Montesquieu parlava di un potere esecutivo che era rappresentato dal re, contro il quale si opponeva il legislativo che rappresentava la borghesia, e fra i due c'era la lotta. Ecco perché il magistrato era terzo, era arbitro. Ma noi abbiamo la maggioranza che fa le leggi, la stessa che fa il governo, e spesso ci mette le mani anche nella magistratura perché legge un po' qui, un po' lì. Abbiamo l'unificazione, noi stiamo inventando il fascismo dolce col volto del Boy Scout. Ma Mussolini è andato al potere molto disinvoltamente con incarico del re, e anche Hitler. Solo Franco ha fatto il colpo di Stato. Noi siamo abituati alla dolcezza e con la dolcezza ci stiamo costruendo una cosa drammatica, una impossibilità. Se non abbiamo la possibilità di parlare al paese raccontando la verità, questa cosa, si dice Pannella ricoglionito, sì, sarà ricoglionito, però è a Bruxelles a dire al Parlamento europeo: guardate che se non facciamo questo la barbarie ricadrà su di noi inevitabilmente. Quindi abbiamo un po' tutti all'università. Chiudo dicendo che mi occupo, io sono vecchio pensionato e sono scappato nella Foresta Nera da qualche anno, mi occupo di un uomo che forse può essere importante anche a ricordare in questo contesto, Raimondo Lullo, un maiorchino vissuto ai tempi di Dante, che ha inventato tante cose, fra cui anche il computer. Quest'anno lo faranno probabilmente santo e dottore della Chiesa, allora la gente dirà: chi era costui? Costui, nel secolo delle crociate, ha scritto dei libri per dire che gli arabi, lui all'inizio li voleva tutti, non dico uccidere, ma convertire. Capito che non poteva convertirli tutti, ha detto: parliamo, dialoghiamo. E a forza di studiare l'arabo, scrivere in arabo e dialogare con gli uomini della cultura araba, alla fine della sua vita ha detto: adesso mi chiamano il Christianus Arabicus, ed è il progenitore del dialogo interreligioso, interculturale nell'Europa mediterranea. Abbiamo bisogno di forse guardare indietro per capire se questo Mediterraneo deve diventare un Mediterraneo di fuoco o possa essere la premessa per una società diversa. Grazie. Grazie. Bene, abbiamo chiuso questo incontro, spero che è stato un po' lungo, però penso che gli ingredienti siano stati sicuramente interessanti. Ricordiamoci che
in emergenza stiamo perdendo pian piano anche il diritto alla nostra privacy in questi giorni. Credo che anche questo sia un tema su cui vi lascio a riflettere. Grazie a tutti.